E andiamo, visto che la reaction ve la posto domani mattina, perché non c'è tempo da perdere. Tutti pronti? Allora, devo anche Ma non sentire. lo usare con aiuto. Allora, buonasera, questo è il canale della terapia di gruppo. Funziona tutto a posto, mi sentite, mi guardate? Benissimo. Allora, un paio di cose prima di cominciare, vi leggo tutti, siete già troppi, già tanti. La reaction la posto domani mattina, è una reaction imperdibile, però non c'è tempo di fare l'editing perché brvoglio parlarvi subito, io poi ho il che fare dopo. Quindi ad un certo punto sarà una live leggermente più breve e dobbiamo parlare, voglio ricevere tutti i vostri spunti e le vostre cose, che poi qualcuno dirà che io godo, e invece no, io non godo, io sono incazzato nero. La differenza è che, a differenza degli addetti ai lavori che ci hanno raccontato che Mazzarri era un genio e che la cura Mazzarri, io ho detto non cambierà nulla. Io vi ho detto non cambierà nulla. Questa è la premessa. Non cambierà molto, per essere precisi. Ho detto non cambierà molto, perché non mi è piaciuto Garcia, non mi piaceva Garcia, però facendo l'analisi approfondita qualche cosa di interessante si vedeva, ma dovevamo andare nel profondo di questi calciatori. Ok, non cambierà molto. Adesso, dopo una serie di partite benino, abbiamo detto benino anche durante le sconfitte, possiamo dire male, perché fino ad un certo punto il titolo della reaction sarebbe stato malino, perché il migliore in campo è stato Juan Jesus, il migliore in campo è stato Juan Jesus, scavalcato poi dopo da Meret, che è stato il migliore in campo, e venite a contestarmelo. Per il Napoli, Meret migliore in campo, per le parate che ha fatto, le parate vere che ha fatto, perché a un certo punto Lukaku se l'è squagliato Juan Jesus in quel finale e fa una grande parata Meret. Migliore in campo Juan Jesus. Ok. E ovviamente Meret che lo scavalca, quindi senza dubbio siamo d'accordo su questo. Poi se abbiamo l'autorizzazione, chiediamo l'autorizzazione agli addetti ai lavori, se possiamo cominciare anche a valutare il lavoro, le scelte di Mazzarri, se possiamo, la cura Mazzarri. E ci sono 3 immagini oggi importantissime, perché Kvara gli dà quel bacio a Mazzarri quando segna con l'Atalanta, perché? Perché alcuni di questi giocatori, e probabilmente Kvara per primo, Kvara un fantasma, diciamolo subito, fantasma, prima partita proprio veramente pessima di Kvara, hanno bisogno di una figura, un po' una figura paterna, perché lì Kvara quando gli dà il bacio è la figura paterna. Garcia forse non mi cagava proprio, non mi dava delle vibes di emozione, non mi considerava bene così. Mourinho gli è bastato un tocco così, Kvara che se lo abbraccia nella discussione, ma si vede la figura di una presenza influente, di una personalità importante, e ci va Kvara, e ci va Osimhen, e ci va Politano, che hanno un rapporto con Mourinho. Ha fatto più Mourinho per questa squadra in 5 minuti che non quei 2 allenatori che abbiamo, quello che non c'è più e quello che adesso c'è. Non è la prima partita che sbaglia, ma questa è stata pessima, Pierpaolo. Ci sono state partite dove non era in forma, però si è mangiato il gol, si è mangiato l'assist, ma andava, prendeva falli. Oggi ha preso solamente calci, ma non ha creato nulla.
assolutamente nulla. Oggi io la dichiaro la prima partita veramente pessima di Kvara, veramente pessima. E le diciamo tutti a tutti. JJ, Meret più Rui, la Serie A ha risposto. In che senso, Tore? In che senso la Serie A ha risposto? Fammi sapere cosa intendi, amico mio, perché io sono poco lucido in questo momento e può essere pure che non ve li capisco i messaggi. Oggi è capace che non ve li capisco, mi stavo perdendo Vito, non esce Diego, se non esce Diego siamo perduti. Il Napoli ha perso completamente la testa, non fosse stato per Meret avremmo subito un'altra umiliazione pesante, ci vuole un cambio di mentalità. Lo sapete cosa succede dopo che perdi 4-0 col Frosinone in casa tua e dopo una sconfitta del genere, che ci può stare la sconfitta, però è una sconfitta che nasconde, anzi non nasconde, mostra tutti i problemi, eccolo qua, tutti i problemi psicologici di questa, perché anche la reazione, quello è un calcetto, però la reazione di uno Politano che è nervoso, e Politano era la prima partita che poteva finirsi senza essere sostituito. Era la prima partita perché non c'è il sostituto e quindi se la poteva finire, invece è stato espulso. E mi raccomando, espulsione giusta. Poi possiamo andare a vedere il cavillo delle varie manate, eccetera, eccetera. Arbitro pessimo anche questa volta, senza dubbio, però ve l'avevo detto il 2 dicembre. Se vogliono poi affossarci definitivamente, approfittando del momento, perché il momento c'è, prima degli arbitri il momento c'è, ci sono anche gli arbitri che ti affossano definitivamente. E non c'è dubbio, ma gli alibi sono finiti, il tempo degli alibi è finito, adesso bisogna reagire e la reazione la volevamo dopo il Frosinone, dovevi dimostrare. Mamma mia che male, mamma mia come fa male. Perché non è entrato Elmas al posto dell'annebbiato? La domanda di Francesco è giusta. E qua io sono tornato indietro nel tempo. No, Nicola, mi fai male così, attenzione ai giovani. Sono tornato indietro nel tempo perché vedere, oggi è 23 dicembre, ok? Vedere Elmas con la maglia dell'Ipsia che firma già mi ha ricordato una cosa del 16 dicembre del 2021, quando il Napoli mandò Manolas all'Olympiacos e mi ricordo l'ultima partita problemi personali, motivi personali, non convocato per motivi personali, quando invece quello era già in viaggio in Grecia, lo beccarono, motivi personali. Adesso si sono barati, hanno detto terapie per Elmas, io non credo nemmeno all'infortunio e ditemi quello che volete voi, io non ci credo all'infortunio e la controprova non l'avremo perché il campionato tedesco è fermo e riprendono il 13 gennaio e se lo sono presi e già se lo possono allenare, già fa tutto l'ambientamento, la lingua, i compagni, eccetera, eccetera. Il Napoli ha venduto Elmas il 23 dicembre, nemmeno a mercato aperto. Sono stupito? No, perché è successo già. E quando Manolas fu venduto, che era il 16 dicembre, e tutti quanti dicemmo Manolas adesso devi avere già pronto il difensore il 1 dicembre, è chiaro, perché non ve lo potete ricordare, c'era Koulibaly infortunato e giocarono Juan Jesus Rachmani. Giocarono Juan Jesus Rachmani e se veniva il raffreddore a Juan Jesus all'epoca doveva giocare Di Lorenzo e dovevano adattare il ragazzo. Quindi, e ci aspettavamo all'epoca, che arrivava Senesi, che arrivava Kumbulla, che arrivava Romero. Arrivò Tuanzebe già il 7 gennaio. Bisogna avere memoria e unire i puntini, è chiaro. Adesso però vi leggo tutti perché siete tantissimi e devo recuperarvi. Umberto, gli Ultras dove sono? Non si fanno sentire? Buona domanda anche questa. Ricordate che De Laurentiis aveva conciliato con gli Ultras? Avevo letto di una cosa, che dovevano fare una contestazione pacifica a Castelvolturno, non ho più sentito notizie in merito. Se ne avete io ve le commento, non ho sentito più niente, non ho sentito più nulla. Nicola, questo è un messaggio tristissimo perché Nicola è uno dei più giovani della community e se lui dice sto perdendo l'interesse e l'amore per il calcio,
non è il problema dei telefonini e dello streaming, è che tu devi tenere una squadra come si deve, non puoi smantellare tutto, altrimenti è lì che i giovani perdono l'interesse e non si comprano le partite. Invece voi vi pensate che la soluzione è che facciamo vedere la partita sul telefonino in stream? Non è così. Ringrazio anche Valentino, dico solo una cosa, Vale, ci riempiono di falli, noi finiamo in 9, loro in 11, su Politano non dico niente, su Politano non dici niente, io già ne ho parlato, Valentino, di questa storia, secondo me il rosso è sacrosanto, aggiungo, Cristante doveva già essere espulso perché fa il fallo dove lì il primo giallo è veniale, il secondo invece è netto e non lo può fare perché è subito consecutivo, quindi l'arbitro si è cagato sotto. Tra le due squadre, tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti, di Mazzarri e di Garcia, qual è la squadra fallosa? È la Roma, ma non mi sto inventando niente, sono i numeri, lei è la squadra fallosa, che la mettono sulla fisicità, eccetera, eccetera. Evidentemente li sanno anche fare i falli, sono un po', non riesco a dire che siano protetti, però sanno come fare, te la tirano un pochino e poi la lasciano subito, la maglia, così tu ti innervosisci, il fallo non è abbastanza, la manina, la manata, lo sfioramento, poi noi ci buttiamo a terra con troppa facilità ultimamente, con troppa facilità. Caro Kvara, con troppa facilità ti butti a terra. Caro Osimhen, sei in possesso di palla, sfonda prima la rete e poi vediamo se è rigore. Sei in possesso di palla, sfonda la rete e poi si vede se è rigore. Quindi ragazzi, questo è un altro, la questione arbitrale, e ancora una volta si comprano i giocatori che hanno una certa attitudine, perché se non ce l'hai nel DNA societario di essere cattivi, di essere così, noi siamo sempre stati una squadra buona, una squadra di fair play, una squadra che chiede scusa. Kim chiedeva scusa, non è che hai perso Kim, sono arrivati quelli con i tatuaggi criminali, assolutamente no. Oliveira, Kim, era tutta gente buonissima, buonissimissima, e continuiamo a essere buoni, ci scamazziamo perché non ci accirano su, ci accirano tutto quanto, è lo slogan che ci illude che non ci uccide nessuno, ci uccidono tutti invece, il Frosinone, la Roma, ci fanno male tutti e noi non protestiamo, noi non reagiamo, noi ce le prendiamo le botte. Purtroppo questa cosa qua è proprio difficile da cambiare. Come si risolve? Si risolve giocando talmente bene a pallone che non ti arrivano a beccare, diventa difficile anche farti fallo e tu fai 2 o 3 gol in più, senza dubbio. Blackish, oggi Maronna mi dispiace, il compleanno, auguri amico mio. Blackish, tanti auguri, mi dispiace tanto. Quando parte la contestazione? Non lo so, Aldo. È una bella domanda. Io penso che oramai il credito sia finito, perché che vogliamo aspettare? Ci diranno aspettiamo il mercato di gennaio, dove De Laurentiis ci ha promesso che aspettiamo il mercato di gennaio e vediamo cosa succede. Questo ci dirà. Nel frattempo che noi aspettiamo, continuiamo a perdere punti e io positivo e ottimista, Napoli vince il campionato delle sorelline, arriva davanti almeno alla Roma, alla Lazio. La Lazio ha vinto, non lo so nemmeno la classifica, il Bologna, la Fiorentina, la Roma. Infortunio di mercato. Ti ho mandato un audio, Napoli pessimo, vero Meret, GG, ci aggiungerei Rui sul terzo per il gradino così, Politano, lo so, hai ragione Tore. E adesso ascoltiamo anche i vocali degli abbonati, così facciamo nel frattempo il buon Peppe, l'ottimo Peppe Di Palma mi aggiorna con i numeri, Valentina che invece mi tagga in una storia. E vediamo, Anonymous PayPal, non è uscito il messaggio, amico mio Anonymous, tu chi sei? Antonio, non è uscito nessun messaggio, se riesco a trovarti ti leggo, adesso devo leggere tutti. Ragazzi, i like non sono opzionabili, cioè non sono mandatori, come si dice, sono obbligatori, non sono opzionali.
Dove sta? Le cime dirà, ti voglio bene, mi intossico nelle partite, ma appena vedo il tuo codino mi rilasso. Grazie amico mio. E qua mo veramente per Elmas terapie. Noi terapia di gruppo è diventata, perché siamo la community che insieme si è divertita e ha goduto di uno scudetto straordinario che non ci dimentichiamo, e dobbiamo essere la community che con onestà cerca di fare analisi, e quando siamo tristi almeno siamo tristi insieme. Perché dobbiamo sfogare, dobbiamo dire la nostra, e non è facile, è un momento molto molto delicato. Casto che ne si è intossicato 2 volte in Natale. Vogliamo parlare di Anghissà, un morto che cammina, sì, leggermente meglio secondo me nel secondo tempo, ma male anche Anghissà. Quante volte lo dobbiamo dire? Io l'ho detto anche l'anno scorso, quando almeno nelle partite attacca e stacca, quando era attaccato Anghissà era dominante, adesso non lo è più. Però su Anghissà io ci aggiungo la questione tattica, perché Mazzarri l'ha spostato molto avanti e giochiamo sempre di più solo a destra. Finché c'hai Nathan adattato lo posso capire, ma quando è tornato Mario Rui e c'è Kvara e c'hai anche Zielinski, questo spingere Anghissà là davanti, che non ha le caratteristiche, perché ha il tiro dello 0-0, il colpo di testa dello 0-0, il gol non è nelle sue caratteristiche, non lo capisco. Tifo Napoli da 26 anni e dopo il gol assurdo della Roma ho abbandonato papà e mio fratello sul divano, non li sopporto più, non li reggo più, che vergogna di squadra. Questo è il messaggio di Antonio, che è uno sfogo che io accolgo e condivido. Io non mollo la partita, perché un pochino perché ne devo parlare, ne voglio parlare con voi, e un pochino perché non l'ho mai fatto e ho visto anche cose peggiori. Tu da 26 anni, e quindi tu probabilmente ti ricorderai anche cose di un Napoli tremendo in casa e fuori casa. Enrico Giannone, sto qui a casa a Roma, se malissimo, povero amico mio. Pure io c'ho un paio di amici a Roma, diversi amici a Roma che non saranno contentissimi. Che Colino, se mi stai ascoltando ti abbraccio, ti sto deprimendo. Tutta l'analisi dopo il rosso non mi importa, è chiaro, vabbè, dopo il rosso diventa difficile l'analisi, perché diventa difficile a livello tattico. È interessante anche parlarne, perché il Napoli si schiera con un 3-4-2. Poi ovviamente Zazerbin, e lì è parte la risata isterica mia, perché ma non solo io, voi non seguite Paramount Plus, non so in Italia chi ha commentato la partita, ma quando entra Zerbin la risata isterica è partita a quelli di Paramount Plus, che poi hanno detto perlomeno non ha tolto Kvara. E ragazzi, ditemi quello che volete voi, ma Kvara andava tolto, e probabilmente andava messo Elmas, però visto che non ce l'hai e vuoi inventarti una cosa, o metti Raspadori lì, o metti Gaetano lì, ci sposti Zielinski lì, ti inventi un fatto. Secondo me Kvara stava giocando meglio di Mario Rui, stava giocando meglio di Kvara. Qualche presupposto lo stava creando, qualche lancio, visto che il Napoli fa solo lanci e c'è zero gioco, this much in inglese fanno così per dire zero, non fa, perché così è ok, this much gioco. Mamma mia, solo lanci lunghi. Mamma mia. C'è stata una squadra che dopo aver vinto uno disdetto, vedi l'autocorrettore, e con la stessa squadra finisce in centro classifica, la colpa societaria? Non c'è dubbio, mi dispiace. Quando il problema non è che uno se la vuole prendere con lui, noi l'abbiamo detto a inizio stagione, diamo il credito a De Laurentiis perché l'anno scorso è andato tutto bene. Ha deciso di mollare, visto che Spalletti se ne va, Giuntoli se ne va. Lui, invece di sostituire con 2 forti, sceglie l'allenatore senza il direttore sportivo, sceglie lui i giocatori di mercato con lo scouting senza il direttore sportivo. Meluso arriva e poverino dice io non so niente, di conseguenza non te la puoi prendere col direttore sportivo, e quello che dissi, De Laurentiis si sta prendendo un grosso rischio, perché questo è il modo di fare informazioni. Non si può dire bravo De Laurentiis, fai così, oppure male De Laurentiis, non si fa così. Si dice ti stai prendendo un grossissimo rischio perché stai facendo l'uomo solo al comando, e se ti va male è sulle tue spalle.
Quindi che rischio che ti stai prendendo? Preso dall'euforia dello scudetto, la convinzione dell'onnipotenza, che io faccio tutto, non ho bisogno di niente, questa squadra che ho creato io non ha bisogno di allenatori, di direttori sportivi, di figure, faccio tutto io. E hai fatto tutto male. Ti è uscito tutto male. Se delle volte ti esce bene, questa volta ti è uscito male, quindi la responsabilità se la deve prendere la società. Poi dopo la diamo a Garcia, che hai scelto tu, poi dopo la diamo a Rongoni, che ci hai fatto sapere che ma quello Garcia mi ha costretto. Che costretto? È una scelta tua. Se non ti convince, se ti è arrivata la voce che Rongoni ti imballa i giocatori, dici di no e ti tieni assinati. Ma dove sta scritto? Non è una missione di colpa, è uno scaricare il barile. Quindi ragazzi, sia chiaro, l'ultima intervista De Laurentiis è qualcosa di gravissimo che non si è mai visto nella storia. Me ne ero accorto già a Capodimonte. Assurdità, ma se te ne eri accorto dovevi farlo. Io valuto un allenatore sul campo, quindi non potevi essertene accorto a Capodimonte, ma se ti aveva così infastidito o dato la noia che lui aveva detto non mi sono visto le partite del Napoli, e allora non dovevi aspettare le 14-15 gare di Garcia, dovevi farlo fuori subito, alle prime avvisaglie. Già col Frosinone hai vinto, non ti ha convinto, via. Io non me la prendo più con ADL, ora me la prendo con i giocatori, tutti demotivati da dilettanti. Sergio, non facciamo l'errore però di salvarlo ADL, perché se i giocatori se ne vanno, ADL resta. Signori, questo è un punto importantissimo. Diamo tutte le responsabilità. Io ho detto che Kvara è un fantasma, a tutti diamo le responsabilità, cominciamole a dare anche a Mazzarri, le diamo ai giocatori senza dubbio, Osimhen con rinnovo, tutto a posto. Però loro se ne andranno. La famosa cosa, la maglia resta. Quello che resta è De Laurentiis. La maglia la vende De Laurentiis. De Laurentiis non vende il Napoli. De Laurentiis ci vende la maglia. Quindi non resta solo la maglia, resta De Laurentiis. Quindi noi dobbiamo dargliele qualche responsabilità, invece di dire sempre sei un grande. Dobbiamo dare qualche pulce nell'orecchio, e invece no, se siamo sempre lì, se sono sempre lì a dire quello è bravissimo, guarda che operazione, miracolo economico, grande operazione finanziaria, e se il mercato è da 8 e se esplode Nathan è da 10, lui rimarrà e lui farà altri errori nel futuro. E invece io che cosa gli dico? Riparti dai professionisti. Io non dico che se ne deve andare a Bari, resta De Laurentiis, mi va benissimo, perché è una persona onesta, ci tengo su questo. De Laurentiis non è coinvolto in scandali come mezza Italia, persona onesta, persona che essendo attento ai bilanci non ti fa fallire, quindi va bene, ma circondati di grandi professionisti e delega il lavoro, non parlare di tattica, non parlare di 4-3-3, non scegliere più allenatori e giocatori perché non ti compete. Circondati di grandi professionisti, di un grande direttore sportivo, di un direttore generale, di gente che sa fare calcio, e quando si capisce che c'è la cosa ti chiudono fuori e si lavora solo sul campo, come hanno fatto Spalletti e come ha fatto Giuntoli. Oramai è così. Non hai capito che ha già scaricato la responsabilità? Ho capito sì invece. ADL ha vinto lo scudetto, ma caro ci costerà, è solo grande presuntuoso. Angela Torri, il secondo giallo a Politano c'era, ma il secondo giallo a Victor assolutamente no. Ha ragione a dire che si è tuffato, è inutile che Sharawi dica che gli ha fatto fallo. Cara Angela, quello a Politano è espulsione diretta, non era ammonito Politano. Espulsione diretta da regolamento è così, fallo di reazione, espulsione diretta, quindi è corretto. Il secondo giallo a Victor è molto severo, c'è un tocchetto, ma El Sharawi sicuramente accentua perché sa che ha ammonito Victor e quindi procura, però l'arbitro ha perso completamente la cosa, quindi ci sta. Grazie Domenico, ma purtroppo io non sono virale, per essere una realtà piccolina siamo quasi in 1000, e onestamente sono anche molto orgoglioso della community e di questi numeri, però
sono ancora piccolo, cioè non sono Piero Armenti, perché quando Piero Armenti cerca di comprare la penna del Napoli a $500 sul sito e dice non mi accetta l'American Express, non mi accetta le carte di credito, questa è un'esperienza pessima, il video subito viene ritwittato da Calcio Napoli 24 e diventa virale. Piero Armenti, il mio viaggio a New York, che io non ho mai contattato perché è talmente grande che si perde il mio messaggio privato tra tutti quelli che avrà. Però almeno la mia speranza è che uno così grande, che ha milioni di seguaci, milioni di followers, piaccia o no, magari possa far smuovere un po' le acque e almeno crescere a livello di marketing e di brand, perché bisognava proprio approfittarne quest'anno con lo scudetto e non si è fatto. Da stasera inizia il miracolo sportivo, finire quarti ad oggi per me è un miracolo sportivo. Sono d'accordo, DP, serve un miracolo alla Mazzarri, quello là della regina, serve un miracolo di quel Mazzarri là. È possibile farlo? Ho molti dubbi onestamente, perché sembra una squadra allo sbando. Ora, al di là di Mazzarri, Garcia, Rongoni, Sinatti, ADL eccetera eccetera, è una squadra allo sbando. Quando si stacca la luce e si allontanano tutti gli obiettivi, quello, perché almeno rimanere in Coppa Italia era importante, quando si allontanano tutti gli obiettivi diventa dura, per il Napoli diventa difficile, si rischia veramente di staccare la spina e di perdere partite anche banali poi dopo. Al 40° del primo tempo c'era rigore su Anghissà, lo alzano da terra mentre stava per prendere la palla, si alza e non accende neanche una protesta. Giusto, Michele, quello che mi dici, giusto, perché mi sembrano un po' indolenti, mi sembrano un po' vagare per il campo e quello che succede. Ogni tanto singolarmente qualcuno ha una reazione nervosa, di orgoglio personale. Sappiamo, Mario Rui non ci sta, se prende un fallo si alza, Kvara pure molto nervoso. Però non c'è mai quella cosa di gruppo, sai, questa partita è importantissima e ti faccio vedere io come la affronto, e l'avversario si deve rendere conto dal primo minuto che questa partita non ce n'è per nessuno, è talmente importante per noi che faremo veramente, ve la faremo uscire dalle, ve la faremo sudare, e invece non l'ho avuta questa sensazione. E per la prima volta, visto che vi dicevo il fatto primo tempo benino, magari migliore nel secondo tempo, per la prima volta ho visto proprio primo tempo malino proprio, e poi il secondo tempo peggio, perché ovviamente sei pure senza uomini. Secondo tempo arriva 2 tiri in porta velleitari, uno di Zielinski e uno di Kvar, dopodiché non c'è nulla. Vincenzo Garcia maggiore di Mazzarri, almeno non aveva perso tutte queste partite. Non lo so se abbiamo già l'autorizzazione di parlare di Mazzarri o se dobbiamo ancora aspettare. Non voglio fare il confronto con Garcia, perché poi mi dicono che sono vedovella di Garcia e non lo sono. Se vi dicono questo, dicono qualcosa di impreciso e di incompleto, perché a Garcia, quando fu annunciato, non mi piaceva, e chi mi segue lo sa, perché chi mi ha seguito nella continuità lo sa, che quando io dissi proprio questo, dici io devo andare a suonare, e ho suonato ero emozionato, nel senso sconvolto, ecco, upset, perché ho detto Kiss non mi convince, è il primo aiuto, cioè ho detto proprio aiuto dentro di me, è il primo allenatore che non mi convince. Quando arrivò Spalletti io ero contento, perché dissi Spalletti almeno c'ha esperienza, ha fatto l'esperienza internazionale, c'ha esperienza con Inter e Roma, è un allenatore che si rimette in gioco, che conosce il calcio, che aveva studiato tanto Sarri, questo era il pensiero quando arrivò Spalletti. Io dissi almeno ha studiato Sarri, perché ve lo ricordate quella bellissima intervista di Spalletti quando lui parla del Napoli di Sarri, ribrillano gli occhi, e proprio con Juan Jesus lui riuscì a limitare almeno i danni di quella famosa giocata Insigne Cagliacone. Juan Jesus fa un grande intervento e Spalletti che ne parla, e io dissi bene Spalletti, bene, perché almeno non gli possono dire, rispetto a un italiano, un De Zerbi dell'epoca che non ha esperienza, perché io li conosco quelli dell'ambiente napoletano, dei giornalisti, appena succede una cosa se ne escono con non ha l'esperienza, non devono analizzare niente, la partita è andata male, manca l'esperienza dell'allenatore. Per questo io non volevo mai un giovane. Ma poi se mi rendo conto che dopo Spalletti viene un Garcia che non mi convinceva, ce l'ha l'esperienza, almeno non potevano dire questo,
ma l'esperienza finisce per essere sei bollito, vieni dalla rabbia perché tutti i fallimenti ultimamente, hai perso il contatto con il calcio moderno. È stata buona a questo punto, visto che il Napoli si ridimensiona al ribasso, pigliamolo l'allenatore giovane e vediamo se possiamo, però dandogli fiducia e credendo nel calcio che fa, diamogli fiducia, diamogli un bel contratto di 3 anni e non smontiamo niente. Se, e dico se, esistono ancora allenatori giovani che hanno voglia di venirsi a pigliare questa gattaccia da pelare, perché lavorare a Napoli è una gattaccia da pelare, e lo ha detto Spalletti, non l'ho detto io. Farioli: raga, svegliatevi, Mazzarri è stato chiamato da Tela solo per zittire i tifosi, che invece serviva un allenatore, non un traghettatore, perché stiamo a un terzo della stagione. Dobbiamo vincere la Champions per andarci. Bravo. E a questo punto sarebbe stato quasi meglio andare in Europa League, almeno te la giocavi, e secondo me il Milan se la gioca l'Europa League. Non vorrei. Probabile, abbiamo perso di efficacia anche l'anno scorso. Garcia è andato via 2 mesi fa, stiamo ancora parlando di lui. Esatto, giusto, Giuseppe. Ho paura di guardare la classifica, anche io, cara Angela. Non abbiamo soluzioni tattiche, facciamo un giro, palla da scuola calcio e poi palla dentro e la diamo e speriamo che ce la mandi buona. Mai visto una squadra che dopo lo scatto si sfalda al ritorno di precampionato. Giusto, Vincenzo. E tra l'altro su Twitter mi avevano chiesto di approfondire una situazione tattica, cioè la precisione dei cross, e ritorna di moda perché ci arriviamo pure al cross, soprattutto di Lorenzo, però una volta di Lorenzo, una volta Anghissà, una volta Politana non gliela mettiamo bene. L'anno scorso anche i cross che partivano arrivavano almeno in zona Osimhen, poi era lui che diventava Superman e ci arrivava. Non arriva una palla, mamma mia, non arriva un pallone. Comunque il gioco è andato, cioè. Non potremo mai mollare, e io in particolar modo sono quello che ha vissuto il Napoli dei 14 punti e di taglia alla tela che al 0-4 minaccia. Sì. No, ma infatti chi molla? Se le guardiamo le partite fino alla fine, soffriremo e non fa niente. È normale che a Napoli per performare c'è bisogno sempre per forza di un allenatore sergente di ferro. Io trovo che siano un po' dei bambini viziati. Rocco, questa è una bella considerazione che va approfondita, secondo me. Va approfondita perché se tu dici c'è sempre per forza bisogno di un sergente di ferro, vuol dire che non sono solo questi giocatori qua, ma anche le rose precedenti, no? Che non funzionò con Ancelotti, con Sarri invece bene, con Gattuso, però secondo te Gattuso non era sergente di ferro? Sì, serve, però soprattutto più che un sergente di ferro serve uno che sia sergente, che capisca la psicologia dei giocatori, che sappia entrare nella testa dei giocatori, proprio Spalletti. Sarri era entrato più nella proprio nelle ripetizioni fino a esaurimento degli esercizi, mentre Spalletti aveva capito tutto un altro tipo di discorso. Quindi con Sarri bene, perché il Napoli giocava bene, era quasi meccanico ma si divertiva. Con Spalletti c'era proprio la gioia di giocare a pallone. Non sempre è il sergente di ferro che funziona. Garcia non lo so, non lo considero, ho avuto troppo poco tempo anche per capirlo e giudicarlo. Mazzarri era uno che si toglieva la giacca e ti faceva vedere quel furore. Non basta più, il calcio è cambiato, devi giocare bene a pallone, altrimenti se non giochi bene a pallone devi tenere dei Marcantoni. L'avete visto Christensen vicino a Mario Rui? È il doppio. Quando è stato Inter-Lecce oggi, Bissek vicino a Banda, Bissek così alto, Banda così. Serve fisicità. Se vuoi fare la lotta all'arma bianca, Gazzim che si dice a Napoli, serve grande fisicità, e il Napoli ne ha aggiunta qualcuna, ma serve anche l'attitudine a fare la partita alla lotta. Noi vogliamo giocare a pallone, l'unico modo è giocare bene a pallone. Se non giochi bene a pallone è difficile per noi. Aspettiamoci prestiti secchi da gennaio a giugno. È difficile anche fare, giusto, è difficile anche fare mercato, perché non sai quale sarà il tuo allenatore. Che mercato fai? O prendi giocatori fortissimi che stanno bene a qualunque allenatore in qualunque modulo, o devi già parlare con il prossimo direttore sportivo, con il prossimo allenatore, e si sa già chi è. La vedo difficile se non sai il Napoli in quale
settore si va a qualificare? La vedo difficile, quindi sarà difficile anche il mercato. Il cuore non regge, pausa dal calcio, solo UEFA Champions League, Brock Fire, non si fa così. Vabbè, ma ti capisco. I like, ragazzi. Mi fermo e ascolto un vocale perché i like. Fatemi sapere quanti like stiamo. I know, Perry. I know. I told you so many times. It's wrong if you find just one reason for failing. It's never one reason. It's a big. Ditemi like. Ditemi un attimo i like che devo ascoltare. Velocità del pallone, distanza, minor distanza percorsa in stagione. Peppe di Pam. Ne parleremo. Allora, arrivano parecchi. Ascoltiamone uno. Ragazzi, questa partita è la fotografia della gestione ADL di quest'anno. C'è poco da dire. Ha preso un allenatore che ha sbagliato tutto e ha distrutto una squadra fisicamente e mentalmente. L'unica sua preoccupazione è rinnovare Osimhen per venderlo alla prima occasione. Ha sputato merda su tutti e in primis sulla Lega, su FIGC, anche sui propri giocatori, e ora gli si sta ritorcendo tutto contro. Falli dovevano essere espulsi prima loro, Cristante, invece veniamo espulsi prima noi, perché si vede che mentalmente siamo proprio fragili. Le 2 espulsioni sono il ritratto della fragilità mentale del Napoli. Senza dubbio, Davide. Dicendo che adesso recuperiamo anche Torre Falanga, però i like devono aumentare. Che significa? Che significa sta storia? 400 like, siete in 1000, siete più di 1000. Dai, arriviamo almeno a 700 per ora. È arrivato un messaggio, ok, Antimo. Ci hanno indussocato Natale. Questo poi è un altro tema, perché spesso il Napoli anticipa le vacanze di Natale. Ma andiamo avanti. Come si fa a vendere Elmas in questa squadra? Lo sbando totale? Mamma mia, la vedo nerissima. È assolutamente una follia, amico mio. Quella, pensate, 25 milioni, dove altri li pesco? Non lo so, io sono... mi è sembrato anche che tutti e due, no? Che ci fosse fretta da parte del Napoli e fretta da parte di Elmas di andarsene, perché lo capisco anche a lui, onestamente. Fai sempre il 12esimo e anche in una squadra che è completamente allo sbando, non trovi posto, devi essere sempre il tappabuchi, onestamente. Subito un DG e un DS di grande spessore, Vale. Aldo, sì, ma è l'unica cosa per riavere un attimo, per riprendere le redini delle cose. Non vi preoccupate, come ce l'avevano detto, non vi preoccupate. De Laurentiis è andato a Castelvolturno e adesso con la sua presenza risolve tutto lui. Almeno non facciamoci prendere per il culo. Quando ci vengono a prendere per il culo, che dicono che questa è la soluzione, la cura Mazzarri, sono tornati i sorrisi nello spogliatoio e addirittura qualcuno che va nella scazzetta delle tattiche. I giocatori sono impressionati dai sistemi tattici. Ma la finite di prendere in giro i tifosi? Siate possibilisti, dite la solita frase: peggio di Garcia non può andare, e siate possibilisti, ma non veniteci a raccontare frottole che Mazzarri è arrivato ed è il più grande allenatore del mondo, perché Cagliari è stato cacciato dal Cagliari, è arrivato Mazzarri. Non è colpa di Mazzarri, io non me la prendo con Mazzarri, è la società che prende Mazzarri. Capiamoci, a me non me ne frega niente di Mazzarri, non sono il cugino di Garcia, non sono il fratello di Mazzarri. Un abbraccio, Diego, tu sai perché, amico mio. Questa è... io ho traslato, non so se tu hai visto quando ho fatto il video su ADL, ho traslato, senza ovviamente parlare delle cose nostre, però ho traslato dicendo una speranza nel futuro, perché visto che De Laurentiis non è che vende il Napoli e la Legacy probabilmente resterà in famiglia, la speranza mia è che una Valentina, un Edoardo o una Valentina, che almeno Valentina la sensibilità l'ha dimostrata,
e la speranza che almeno lì si abbia il buon senso in un futuro lontanissimo. L'immagine di Mu che catechizza Kvara più del suo allenatore è perfetta per capire la distruzione totale in ogni aspetto di questa stagione. No, ma figurati, Diego, lo sei tu, assolutamente. Io faccio fatica a trovare un collegamento con il finale dell'anno scorso. Con una buona preparazione e con aggiustamenti adatti si sarebbe potuto tranquillamente partire. Mettici pure il mercato. Sì, Filippo, c'è una cosa che non consideriamo. È la prima volta che il Napoli, squadra, che questa società vince. Quindi ti devi porre il problema, riusciamo a mantenere, perché nel momento in cui il Napoli era lì per vincere matematicamente, hai steccato qualche partita, ti viene un po' il braccino, è comprensibile, però il finale è stato un po' di stenti e allora tu ti chiedi sempre, vabbè, è perché hai vinto e allora magari hai mollato perché hai dato tutto, adesso è anche giusto che vanno in vacanza anticipata. Però ci dovevamo chiedere, ma siamo sicuri che dopo la vittoria tu riparti l'anno successivo con quella stessa motivazione, perché c'era quella motivazione incredibile di scrivere la storia. Oramai la storia l'hanno scritta e quindi se non hai alle spalle una forza tattica che Garcia non ti ha dato, se non hai alle spalle una forza mentale che evidentemente in quello spogliatoio tra Giuntoli uomo di campo, Spalletti che era uomo di campo, che sapevano cosa dire nelle conferenze, quando si facevano le conferenze, non facciamo manco più le conferenze perché non diamo nemmeno più i segnali ai nostri giocatori. Io da ogni allenatore mi prendo qualcosina, non posso allenare, ho studiato Spalletti, io non lo posso allenare il Napoli a differenza di Mazzarri, ma io da ogni allenatore mi prendo qualcosina, qualche comunicazione che mi hanno dato. E io da Spalletti mi prendo il fatto che lui non si è mai creato alibi, che non ha mai voluto parlare di arbitri anche quando erano clamorosissime le cose. Noi gli dicevamo, Spalletti, sì, buoni sì, ma fessi no. E lui aveva capito che l'unico modo per questa squadra che in una città del genere, l'unico modo è non avere nessun alibi, infortuni, quando mai? Sono tutti a disposizione, sono tutti fortissimi. Era l'unico modo. Spalletti l'aveva capito e l'aveva capito. Invece no. È arrivato il campione delle scuse che si morde la lingua per non dire, per non essere un meme, e il fatto che si morde la lingua nemmeno è giusto per lui, perché se vede degli soprusi lo deve anche poter dire. Ma è un altro anno, è un altro tempo. Vale, però se ti devo dire la mia opinione, qualsiasi allenatore al posto di Mazzarri avrebbe perso queste partite. Ma che ne sai, amico mio? Perché? Perché? Che significa qualunque allenatore avrebbe perso queste partite? Ma è possibile che un altro allenatore perdeva per forza 0-4 col Frosinone? Possibile che un altro allenatore faceva così schifo contro la Roma? Che ne sai? Magari arrivava uno con idee rivoluzionarie e allora i giocatori, aspetta, questa è un'idea rivoluzionaria, non mi sta dicendo ricordatevi quello che facevo con Spalletti e fatelo uguale. Idea rivoluzionaria, mi devo concentrare, fammi lavorare, probabilmente dava più stimoli. Che ne sappiamo? Possibilisti, magari arrivava un altro, perdevi anche col Cagliari. Possibilisti in tutte le due cose, ma non possiamo dire che qualsiasi cosa si perdeva tutte le partite per forza. Senza voglia, e gli allenatori ti devono dare voglia e stimolo. La forza di un allenatore è anche questo, e si diceva a Garcia, lo abbiamo detto a Garcia, se non riesci a entrare nemmeno nella testa, non c'è stato il feeling, perché più che le cose tattiche, non c'è stato il feeling tra allenatore e squadra, perché non si sono mai pigliati, non ce n'è scattata l'empatia, e la colpa è di Garcia, va detto tranquillamente. Non sono palesemente contro Mazzarri, basta, siete disonesti voi. Non posso ripetere le cose in italiano, ve le ripeto anche in inglese per 50 volte. Siete disonesti se fate finta di non capire. Mazzarri non mi piace. Essere contro Mazzarri è un'altra cosa. La scelta di Mazzarri non mi piace perché si torna 12 anni indietro. Avevamo Garcia, siamo tornati indietro. Hai preso Mazzarri, sei tornato più indietro di Garcia. Non sono contro Mazzarri, è la scelta che significa abbandonare questa squadra a se stessa e poi ce la pigliamo coi giocatori.
e poi ce l'abbiamo con i giocatori. Io a Mazzarri lo valuto partita dopo partita, nella singola partita, e quando ho dovuto dire benino ho detto benino, quando ho detto bene contro il Cagliari ho detto bene, nonostante fosse contro il Cagliari io ho detto bene, perché ho visto delle cose, ho visto che avevi studiato i punti deboli del Cagliari, ho visto che si erano mossi. Quando giochi malissimo contro la Roma, quando giochi malissimo col Frosinone, male anche Mazzarri. Ma perché Mazzarri deve essere protetto per forza da tutti? Che cosa significa? Che cosa mi significa? Bisogna darsi una svegliata, altrimenti finiamo dall'altra parte della classifica come con Ancelotti e Gattuso. Bisogna darsi una svegliata oggi, ed è tardi. Io sono contro Mazzarri, voi siete pro Mazzarri a prescindere. Non si capisce il perché, sulla base di cosa. Allora, questo è un altro punto. Il dimettersi. Io quello che dissi a Garcia quando De Laurentiis gli scappò la cosa all'università e praticamente lo esonerò senza esonerarlo, io dissi: Garcia, fai l'uomo di conseguenza e guadagni 10.000 punti di stima da parte mia, dimettiti tu, non permettere ad Aliel di stare là a fare il preside col supplente, dimettiti tu e costringilo a trovare una soluzione, perché non funziona e serve anche un po' di dignità. E dissi questo a Garcia, quindi ma dimettiti. L'ho detto anche a Mazzarri, se arrivano le cose, e ho letto un articolo: Mazzarri non sarà un fantoccio, se non arriva il mercato che chiede lui è pronto anche a dimettersi. Voglio proprio vedere, aumenta la mia stima così. Dice: io non posso fare figure di merda, se non mi dimetto e vediamo quello che succede. Vediamo se succede. Va rifondato. Lo puoi fare a gennaio? No, perché a gennaio non ci sono i giocatori forti. È difficile che molte squadre si liberano dei giocatori più forti. È difficile farlo senza un DS, è difficile farlo senza l'allenatore dell'anno prossimo. Adesso devi tamponare, e per tamponare probabilmente Mazzarri basta e avanza, però servivano le figure societarie, perché con una società un pochino più forte nessuno può fare il capuzziello, oppure nessuno può abbassare il livello della concentrazione, perché ce la pigliamo con i giocatori, ve la state pigliando con i giocatori, benissimo, serve gente che deve vigilare, serve gente che se vede che anche sa, sveglia, senti, l'ho visto svogliato a questo, fai giocare Cajuste, ma quello Cajuste è l'unico che può entrare a posto di Lobotka, il mercato. È il mercato. Allora vedete che basta tornare un pochino indietro. Demme, che facciamo? Ce lo conserviamo? Perché abbiamo bisogno di giocatori, ci siamo venduti a Elmas. Abbiamo bisogno di giocatori a centrocampo, ci siamo venduti a Elmas. Zielinski firma per l'Inter a 0 e Osimhen ha rinnovato il contratto. Posso dire che in tutto questo guazzabuglio chi ho visto bene è Cajuste, magari anche si deve fare un po' di panchina. Sono d'accordo al 100%. Cajuste si è dimenato oggi, il ragazzo ce la mette la volontà, poi non sarà Vieira, è chiaro, la volontà ce la mette. Oggi era pure difficile in inferiorità numerica, è finito un po' difensore, un po' mezzala, un po' al centro, perché giocava al posto di Lobotka. La volontà Cajuste indubbiamente ce la mette, come ce la mette Nathan. Forse dei nuovi acquisti, quelli che abbiamo visto un po' più svogliato, è stato Lindstrom a tratti, che mi sembrava un po' più svogliato, ma anche Lindstrom, lombalgia, ha giocato mezza partita, subito ci è venuto male schiena. Lozano, abbiamo venduto Lozano. Non ho più parole, basta, bisogna prendere provvedimenti immediatamente, giocatori che camminano, già partiamo con uno in meno. Kvara dalla prossima fuori, Adiele ha fatto danni gravi. Antonio, l'ho detto oggi, Kvara fantasma. Però, secondo voi, dopo quello che è stato detto a Garcia per aver sostituito Kvara con Zerbin, secondo voi Mazzarri a Kvara lo leva? Mazzarri è venuto per fare il contrario di quello che faceva Garcia, perché quello era garanzia di una stampa amica che ti avrebbe difeso. E io vi dissi anche: questa può essere una cosa a nostro favore da sfruttare. Sfruttiamo la spinta di questa stampa che, pur di essere coerente con quello che avevano detto a Garcia, solleverà Mazzarri e lo porterà coi cuscini e dirà grande Mazzarri eccetera eccetera. Sfruttiamola
perché almeno sarà morbida la stampa nei primi tempi, a meno che non fa gravi, non fa dei disastri, fa gravi. Ma molte delle scelte che sta facendo Mazzarri sono semplicemente in contrapposizione con quelle che sono state le scelte di Garzia, e quindi se Kvara è un fantasma, Mazzarri non lo toglie, perché altrimenti gli arriva loco, gli ha fatto con me Garzia. Vi rendete conto qual è poi il grande cortocircuito tattico e di comunicazione che ci sta in questa squadra? Questo è. E invece bisognava essere un pochino più prudenti, un po' più prudenti in estate senza essere troppo ottimisti. Bisognava essere un pochino più intelligenti nell'analisi e nella rosa e tutte le cose. E poi un po' più prudenti nel fare fuori il primo allenatore, perché poi quello che è arrivato è la cura Mazzarri. Scusami Guido, ho urlato, non volevo. Allora, buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio, mi scuso per il raffreddore. Col tuo permesso vorrei salutare tutti i maestri ceramici. Ok. Chi si occupa di ceramica. Devo dirti che tu sei una brutta persona. Lo so. No, ti spiego anche perché mi esponi stasera a schiaffi e insomma insulti e imbarazzi vari. E forse manco io riuscirò a sollevare l'umore delle amiche Bellini e amici Bellini. Se volete potete andarvi a vedere l'ultimo video, quello su Napoleon. Almeno vi svagate in 20 minuti sentendo parlare un vecchio studioso attempato di cinema, appunto di cinema. Non so da dove partire, perché sarebbe tutto un autocitarsi. Da dove vogliamo partire, Valerio? Prima di tutto partiamo che devo cambiare la grafica, perché è Napoli-Cagliari, invece no. Arostà Napoli-Roma, non sapevo. Togliamo qua. No, partiamo dalla buona notizia, dai. La buona notizia è che il Napoli si salverà. Tu dici? Sì, perché 12-13 punti li fa. Quindi siamo sereni. La brutta notizia, sapete che io vado mesi avanti, anni avanti, e questo era, ormai non è più, un anno cruciale, perché quando Maradona fu squalificato era un momento di cambio tra il calcio sportivo e il calcio industriale, quando cominciarono a prendere piede sempre più da televisione, cambiarono le coppe europee, cioè, rimanere fuori da quel giro significava perdere soldi, quindi competitività. Rimanere fuori dal giro della nuova Champions e poi veder partecipare la Juve e l'Inter alla Coppa del Mondo del Mercato significa perdere una competitività che non recupererai più. Io intanto vi ringrazio sempre della cortesia, alcuni non mi sopportano, alcuni sì. Mi domandavo, ma la gente non si è stancata di sentire determinati colleghi dire sempre le stesse cose e non azzeccarla una? Cioè, perché uno dopo tanti anni potrebbe dire, cioè accendere un po' il cervello, ma veramente sei rincoglionita, scusa il termine, per una volta dico una parola forte, perché prima di analizzare i disastri del Napoli, cioè, amiche Bellini, amici, voi siete succubi di mesi di una narrazione che è di un altro mondo. Io ho cercato di scherzavo con Valerio, il multiverso, però è un altro mondo. Ma parlando un po' di numeri, non per dire, non te li mando perché poi è diventato anche scocciante che facciamo questo lavoro immediato. Cioè l'Atalanta ha 5 punti meno dell'anno scorso, cioè non sono numeri insomma scientifici di particolarmente interessanti di rilievo, no? La Fiorentina 7, l'Inter ha 10 punti in più dell'anno scorso, la Juve 3, la Lazio meno 7, la Roma meno 3, il famoso asse che sarebbe Roma-Lazio-Napoli, il Milan meno 4, Napoli meno 17. Cioè, Napoli ha meno 17 dalla vetta, cioè ha perso un punto a giornata, non arriverà a 38 punti dall'Inter, io spero, penso che si fermerà a 25 o 26, che già sarebbe umiliante da non campioni d'Italia. Da campioni d'Italia è molto peggio, no? Non può essere che questa squadra ha vinto per distacco, per quanto potesse essere scarso Garzia, che tu stai a meno 17 punti dalla vetta. Non può, in uno sport di squadra dove ci sono 25 giocatori in rosa, allenatore, tattici, fisioterapisti, eccetera, non può essere un uomo solo responsabile di 17 punti di distacco dalla vetta e 17 punti di distacco rispetto alla scorsa stagione, come non può essere quel grandissimo allenatore, e non c'è ironia di Spalletti. Siete liberi di credere a questa favola, ma non può essere così.
D'altronde io credo che anche i più scettici adesso tornerebbero indietro nel tempo e detto quanto questo cretino a fine dell'anno scorso, dello scorso campionato, io parlo come anni scolastici, anni calcistici, e all'inizio della stagione, quando non aveva ancora giocato un secondo, vi dissi, se il Napoli arrivasse terzo, vincesse un trofeo e nell'altro arrivasse in finale, scusate, e confermasse i quarti di finale, per me sarebbe una stagione trionfale. Perché ho detto sempre trionfale? Perché nello sport succedono tante cose. Vabbè, dovresti competere in maniera leale, nel campionato italiano non è sempre stato così. Devi saper vincere, devi saper perdere, devi saper capire i momenti. E i momenti in una società piccola, storicamente sempre stata piccola, anche quando ha avuto Maradona, no? Devi contestualizzarle la tua società all'interno della tua storia, no? John Terry va a fare i sorteggi della Champions League, gli chiedono una partita memorabile, non dice Chelsea-Napoli 3-4-1, dice quando abbiamo battuto quel Barcellona che era grandissimo. Allora, è chiaro che per noi, per la squadra del cuore, è la migliore, la più bella, non la cambieremo con nessuno al mondo, ma per noi c'è un mondo, non un'Italia, un mondo in giro. E aver perso al ritorno 4-1 col Chelsea agli ottavi non è una partita memorabile. Pensate quante squadre perdono, vincono, cioè non è manco una semifinale all'ultimo secondo. Mi potrei aspettare con Sergio Ramos dice una partita memorabile è quando stavamo perdendo la finale con l'Atletico e poi abbiamo vinto i supplementari, proprio lui fece il gol dell'1-1, cioè ci può stare, tra l'altro con i nemici storici dell'Atletico. Quindi già queste cose qua, di perdere questo senso di presunzione ombellicentrica sarebbe già un buon, però non devo insegnare né alle amiche Bellini né agli amici Bellini, men che meno ai colleghi. Però secondo me perché era importante? Era importante perché sapendo che noi avremmo avuto una crisi nerissima, fare terzo, ovvero far fuori o Juve o Milan, essere dietro all'Inter sicuramente, una delle due, significa che anche una stagione difficile, dove avremmo passato dei momenti difficili, dove avremmo passato lo scotto, avremmo di sentire il peso di essere campioni d'Italia, l'avremmo superata. Avremmo fatto quei 79, 80, 81 punti, che è un campionato solidissimo, e saremmo stati in rampa di lancio per l'anno successivo. E anche in una stagione difficile, dove tu paghi questo scotto, comunque portavi a casa un trofeo, comunque, perché i trofei danno potere nel calcio, non sono coperti. E per noi era una tappa importantissima nel processo di crescita e di consolidamento in posizioni ogni anno nobili della classe. E invece non ci accide nessuno. Siamo primi per distacco. 4 mesi ci siamo dovuti sorbire questa cosa. Garcia un incompetente. Tutto quello che ha detto Garcia, a volte conviene non perdere, cioè partecipa. Adesso sta dicendo Mazzarri. Garcia aveva capito una cosa, io non sono mai andato a cena con Garcia, non è un allenatore che io adori come un Klopp, ma a me anche mi è antipatico e men che meno potrei insultarlo per il suo fatto che è francese, tra l'altro galiziano. Però questa squadra, io ve l'avevo detto, doveva essere cambiata profondamente. Adesso non ha manco senso questo mercato di gennaio, perché tanto ci devi arrivare a gennaio. A quanti punti di distacco dal Bologna, dalla parecchi. Oggi il 2-0, amiche Bellini, pesantissimi, condanna fuori dalla Champions, perché a parità di punti, se noi dovessimo vincere con la Roma, devi vincere 3-0 con la Roma. Devi vincere con 3 gol di stacco dalla Fiorentina, 2 gol di stacco dalla Lazio. Noi siamo fuori dalla Champions. Cioè, se anche il Napoli facesse quanti punti? 30 punti e ammettessimo una Champions League quota bassa, 76, l'anno scorso non è stato così, però abbiamo visto 78, 78, 78. Tu devi fare 46, 47 punti nel girone di ritorno. Il record è 48 del maestro Sarri, poi devi andare a Gattuso a 43. Quindi devi fare Spalletti, vabbè, tu parli solo del ritorno, non dell'andata. Sì, no. Quindi devi fare il record subito dopo Sarri della storia del Napoli con una media allora noi siamo fuori, salvo che le altre, ma sono parecchie altre che devono crollare, con dei giocatori che ovviamente sono spaesati, sono fragili, sono anche schiaffeggiati, che Napoli sta subendo torti su torti, ma se la rideva in panchina, perché c'è il doppio giallo, perché se tu dai doppio giallo per 2 sciocchezzuole, ci stanno di Osimhen, non puoi dare il giallo che quella allarga la gamba, non lo sta prendendo, l'allarga ancora di più, l'allarga ancora di più. Poi il Vate, Marelli può dire quello che vuoi, no, però si vede da dietro che lui
non certo di fermarlo, allarga ancora di più la gamba per essere certo che lo ferma e lui può andare a crossare, solo che non se l'è sentita, io l'ho appena ammonito, ma allora conta il minutaggio o la gravità del fatto? Però noi lo sapevamo che quest'anno avremmo pagato questo scotto come avevamo iniziato, però la situazione non è brutta perché Guido, questa è la domanda secondo me per entrare nel discorso, visto che la Champions diventa difficile, troppe squadre, al di là dei punti, troppe squadre davanti. Secondo lei ADL ha per forza bisogno della Champions per sostenersi? Purtroppo basterebbe vendere Osimhen per salvare il bilancio e sta a posto. Poi questo è il lavaggio del cervello di determinati editoriali che avete subito. Punto prima, il calcio, se fosse stato per questi bilanci, il Napoli aveva vinto un sacco di scudetti, aveva i bilanci sani e non avrebbe vinto. L'anno scorso il Napoli ha avuto un bilancio negativo di meno 64, ha vinto. È vero che ha fatto il risanamento, eccetera, però il bilancio certificato dello scorso esercizio era in negativo. Il punto è questo, che non avendo una holding dietro, non avendo una finanziaria, non avendo poteri strani, che non si capisce di chi è questo Milan, eccetera, veramente se ne vende uno, compra uno, vende uno. C'è una sostenibilità interna. Il punto è che per competere con questi squadroni ovviamente tu devi alzare il livello qualitativo. Noi ci siamo permessi di avere un Simeone l'anno scorso riserva, che è un giocatore molto forte, è stato decisivo con gol pesanti, che sarebbe titolare in 12 squadre di Serie A, credo senza ombra di dubbio. Non averlo o averlo, cambiava quelle 2 o 3 vittorie in meno che tu non, come è successo l'anno precedente. Quindi non è questione di bilancio, è sano, abbiamo i conti a posto, è questione di che cosa vuoi fare da grandi, vuoi competere per vincere trofei, allora ti serve una struttura società, ti servono determinati giocatori, ti serve anche un'attrattiva, e se il Napoli, tra l'altro, togliamo il bilancio bellissimo, non ha avuto attrattiva da campione d'Italia perché non è voluto venire a nessuno, ce l'avrà settimo, ottavo in classifica questa attrattività con giocatori che non solo vanno e vengono. Io mi aspetto, la gente se l'è dimenticata perché è totalmente ricoglionita dai soloni, eccetera. Quando dissero no, ma ci faremo perdonare, stiamo preparando una cosa bellissima a Cristian Maggio, io andai a salutare Cristian Maggio e non me l'hanno permesso perché non fu schierato. Io dissi, non vorrei che questa cosa speciale che ti danno la maglietta al ritiro, stiamo ancora aspettando Cristian Maggio, il saluto speciale della società. Non ne parliamo di Marek. Non parliamo di chi è andato a fare le marchette in Cina e ha vinto un campionato e sta primo in classifica come Mertens. Allora, anche questo fatto che devi continuare a insultare, cioè le altre società glorificano le loro leggende, i loro grandi giocatori, o quantomeno li rispettano. Io vorrei dire una cosa con la massima educazione al Presidente, chiedendogli innanzitutto di non mischiare tutti i colleghi nello stesso calderone, perché c'è anche chi ha un profilo culturale leggermente diverso, per una volta insomma rischio di sembrare presuntuoso. Il Presidente ha tutto diritto a dire quello che vuole, anche di che i napoletani sono tristi perché vogliono sempre vincere. La scorsa partita col Frosinone, l'unica cosa che ho visto in TV, un bambino che piangeva, una scena bellissima, non perché il bambino piangesse, quello io non lo farei vedere per una questione di pudore, ma il papà di questo bambino, questi 40 secondi ho visto, niente più, ha dato una lezione di stile, di vita al mondo, meravigliosa, senza urlare, senza dire parolacce, senza enfasi, senza retorica, senza frasi fatte, e dimostra che c'è una napoletanità come quella di Guido Gentile, che diceva il terzo posto, che non è triste perché non si vince, come il padre diceva noi siamo abituati a perdere, lo sappiamo, perdere la nostra regola. Sono più le volte che si perde che si vince, è il bambino che ripete, che capisce. Il Presidente ne ha diritto. Il Presidente ha diritto, e mi rivolgo a lei, Presidente, con la massima educazione ma anche fermezza, di dire ogni volta ho preso un pezzo di carta. Il Presidente ha diritto di dire ho preso gli sputi, un giorno sì, un giorno no, a Martina Franca. Però c'è un però, Valerio, e questa sera ce lo ricorda. Gli sputi a Martina Franca sono un gesto volgare, sporco, di persone rozze, bifolche, che non ha neanche a che fare con lo sport, e sbagliano anche i colleghi a dire tifosi del Napoli hanno assaltato un'auto. Tant'è vero che un Gerald, un Platini, un Pinco Pallino non te li citerà mai, perché non è una pagina di sport, è una pagina di inciviltà di persone incivili, che poi siano tifosi di A e B non ci dà. E il Presidente ha diritto di citarli perché comunque, però non è sport. Quel selfie che si sono scattati i giocatori del Frosinone sul terreno di gioco del San Paolo
E capita che le squadre festeggino nei spogliatoi, è capitato anche al Napoli a volte festeggiano andando a salutare i propri tifosi, danno la maglietta, ma quel selfie io non ho memoria e rimarrà scolpito nella storia dello sport, perché sport è quello che a me ha fatto male di questa stagione. Il Presidente ha diritto di tutto e mi rivolgo a lei, può dire quello che vuole. Però ci sono 3 regole. La prima, si compete al massimo delle proprie potenzialità, perché fa parte dello sport, Presidente. Secondo, si compete al massimo delle proprie potenzialità, perché tu non devi falsare il campionato. A me non piace quando le squadre hanno vinto tutte le ultime giornate mollano, perché ci sono squadre che lottano per la retrocessione. Allora ti hanno incontrato prima e perdi, che li incontra dopo il Napoli, prendi una vittoria, che è successo non al Napoli, e si salva, e no, non è giusto. Ma c'è una terza regola, Valerio. E sai quanto io sono contrario alle frasi fatte, ai luoghi comuni, quindi usciamo con onore attestato alla maglia. È che tu nello sport, come nella vita, non devi mai perdere il rispetto di te stesso e degli avversari. Quel selfie, caro Presidente, cari tifosi, cari amiche e bellini, è la pagina più triste della storia del calcio Napoli. Noi abbiamo perso anche 2-6 con la Juventus di Vinicio, eravamo tornati stanchi da una trasferta europea, non è così, ci sono state sconfitte anche dolorose. Mazzarri ha perso 0-3 con Vittoria Pilsen in casa e 2-0 lì fuori, non è ma quel selfie, quel festeggiamento sul San Paolo ha certificato che adesso i giocatori del Napoli non hanno il rispetto degli avversari ed è la cosa peggiore che può capitare a uno sportivo. Quindi questa stagione non è una questione di umiliazione, di tristezza, lo so, tu mi hai chiesto di intervenire e oggi mi prenderò una marea di insulti, però è così, io vi devo dire la verità, come vi dicevo, sarà un campionato difficile, attenzione così là, quel selfie mi ha fatto male, attenzione, applaudiamo il Frosinone, è una pagina di sport, gli sputi non sono sport, quello è sport, è risultato sportivo, a sorpresa, clamoroso, ci sta, io non voglio dire sto insultando gli amici, no, hanno fatto bene, cioè tra l'altro hanno vinto meritatamente sul campo, quello che vuoi, non è quello. E però siamo noi che abbiamo perso il rispetto di noi stessi e degli avversari. Questo non deve succedere mai, perché poi recuperare questo rispetto è difficile. E l'hai visto oggi che Mourinho si permette il lusso di prendere a muso duro Kvaratskhelia. I giocatori ci parla. L'arbitro lo doveva buttare fuori, tu non puoi prendere non puoi. Esatto, e purtroppo io, mo mi dicono che io sono contro Mazzarri. Quando Osimhen viene espulso e Mazzarri cerca di fermarlo perché Osimhen continua a parlare con il quarto uomo e con altri, con guardalinea, hai visto che si è buttato e c'aveva ragione Osimhen non se lo caga proprio Mazzarri, mentre con Mourinho si è fermato a parlare. Per me questo è una cosa che è importante. Quando ci vengono a dire perso il rispetto quando ci vengono a dire che è arrivato Mazzarri e sono cambiate le cose in società, è una falsità che i tifosi non meritano di sentire. È chiaro ed evidente che se c'è un uomo di spessore che ha esperienza, uno che ha vinto le Champions, si fermi e ci parli, anche se sei in adrenalina e sei nello spirito della partita. Ma lui lo può fare, non è un attacco a Mu, perché tra l'altro è carismatico. No, sto parlando di Osimhen, che ovviamente se hai una figura carismatica, il giocatore Osimhen, che è un giocatore problematico, si concentra solo sulla partita e diventa quella belva che segna così. Quando invece non sei tenuto a bada da tutta una situazione societaria a partire da un allenatore, male Garcia, male Mazzarri, esce Osimhen con tutte le sue problematiche, anche nonostante il grande rinnovo. Comunque, giusto per darti un po' di numeri, anche se molto presto, no? Prima il Napoli perché io la partita con la Juve che si vedono i miglioramenti, l'errore, siamo stati sfortunati, eccetera. Io ho visto un Napoli, te l'ho visto in privato, involuto da morire, ha detto questa squadra non produce più nulla in attacco. Questa squadra non produce più nulla in attacco. I movimenti d'attacco di Mazzarri sono rimasti al Medioevo. Poi i numeri, sì, partite più difficili erano l'Inter, la Juve, però ti concedono anche tanto queste squadre. Il Napoli prima tirava 6 tiri e 2 in porta, 18 e 5 nello specchio, con Mazzarri, sono squadre diverse, è appena all'inizio, tutto quello che volete, eccetera, eccetera. Sì, 13 tiri e 4 e 3 2. Cioè, si è dimezzato i tiri. Già noi abbiamo una percentuale di realizzazione bassa, tirando molto di meno in porta, come le vinci le partite, no? La percentuale di realizzazione per loro degli avversari in difesa è arrivata al 44%, si spiega, però
A me quella partita aveva molto preoccupato con la Juve, proprio perché le studio, me le rivedo, e anche oggi tu devi dire, al primo tempo il Napoli per 32 minuti ha fatto niente, poi ha fatto un discreto finale di primo tempo, però ai punti, come uno si potrebbe nel primo tempo, diciamo, loro hanno fatto una bella azione. Poi verranno criticati i giocatori. Io oggi ho visto un monumentale Juan Jesus, sempre in anticipo, sempre duro, hanno preso le botte di Lukaku, che è fortissimo. No, io ho detto Juan Jesus migliore in campo, e poi è stato superato da Meret, perché ha fatto dubbio, Meret concentratissimo, cattivo nelle uscite, perché noi non siamo ideologici, non è stato bravo, è stato molto fuori dai pali, perché loro facevano questa pallata, e se tu... Guido Gentile ha un merito, nel senso, io non essendo realmente un venduto, guardo partita per partita l'evoluzione, non devo chiedere scusa, non devo chiedere ai tifosi che devono chiedere scusa, queste cose qui, e quindi oggi, per dire che Meret è colpevole sul gol, poverino, anche ma è stato concentrato, quello che doveva fare anche nel primo tempo l'ha fatto, perché ha tenuto a galla la squadra. Poi si diranno, non esce, un palo, non parla con... che noi, Juan Jesus, prima avevamo King, oggi quei due non puoi dire nulla. Oggi abbiamo visto Lobot in difficoltà di Lorenzo, spaesato, non sembra più lui, ma non perché vogliamo male al capitano, perché è stato sempre superato. Vabbè, di Lorenzo ha accusato malamente la botta della partita. L'XG più basso della stagione, poi alla fine gli altri... Lo possiamo ascoltare, 30 secondi di Peppe Di Palma. A parte i dati che ti ho girato, ti posso dire che l'XG di questa partita nostro è il più basso della stagione, 0,44, mentre l'XGA, quindi l'XG contro, nel frattempo ci sono io che urlo sotto, scusami Peppe, quello della Roma è il secondo più alto, 2,07. È stato cacciato dal Cagliari. Su ADL non mi esprimo, già ho detto tanto, ho detto troppo. Assolutamente, Peppino, no, fermo, perché giustamente tu mentre stavi facendo questo vocale c'ero io che urlavo che Mazzarri era stato cacciato dal Cagliari, perché io sono contro Mazzarri. Guido, equivoco tattico di cui tu ci hai parlato e nessun altro al mondo, ha senso, visto che se lo chiedono, se Mazzarri resta, allora è meglio che inizi a fare quello che sa fare, ovvero il 3-5-2 o il 3-4-2-1 con contropiedi veloci, almeno qualche partita riusciamo a portarla a casa. Abbiamo gli uomini per farlo? Come si dice un tempo, adesso rischio pure io di inciampare una frase fatta, a volte la cura è peggio del male, no? Io non ho nulla contro l'uomo Mazzarri. Mi ha scritto una persona sul mio canale YouTube, no? Una cosa, non per citarmi, ma io voglio capire, alla fine il film ti è piaciuto meno? Ho cercato di rispondere con educazione, dicendo, sai, io è vero, sono iscritto all'albo dei giornalisti, a quello dei critici, insegno, eccetera. Però nel corso degli anni mi sono visto realmente, come ve lo spiego, sempre più come uno studioso, prima di tutto, come disse Storaro, e poi umile divulgatore. Non sono interessato a dire mi è piaciuto come fanno tanti youtuber, anche perché lo troverei riduttivo. Cerco di smontare il film, analizzarlo anche nell'ottica della poetica di un autore, no? Di tutta la poetica discorsa, come si inserisce, e in più non ho mai veramente imposto, anche quando faccio le rassegne, per quanto, non voglio dire accondizionato, ho alzato il livello di piacevolezza delle persone, mi dicono ormai non siamo più abituati a vedere certi film perché ci ha abituato troppo bene, però non mi sono mai messo, non capite niente come fanno, questi sono i film belli che dovete apprezzare, no, ho sempre avuto un approccio, vi faccio vedere di quanto sia più complessa un'opera cinematografica rispetto a quello che un primo sguardo ci può dare. Ok, tornando a quello che mi dici tu adesso, il problema è che in corso di stagione, con una situazione così delicata, dove devi recuperare tante squadre, punti, devi recuperare certezze, cioè, tu non è che non hai il tempo, non hai la scelta di Mazzarri è una scelta, noi due l'abbiamo detto all'inizio, quindi non sbagliata, suicida.
Ma ripeto, non perché l'uomo è antipatico, perché se uno potrebbe dire, cari colleghi, quando lui ha scritto quel libro dove diceva peste e corna della stampa napoletana, adesso poi voi l'avete omaggiato, non mi interessano queste cose. Mi tiro fuori. Sono tante cose che io nemmeno so, è bellissimo. No, ma lui l'ha scritto dopo che era appena andato all'Inter. Io lo sai che da queste cose mi tiro fuori, non faccio discorsi, sono bravo Pinco Pallino, che anche se sta in trasmissione mi tiro fuori. Mi torno fuori, la mia sfida è umilmente col campionato, lo dico sempre, non è con che è perdente, perché il campionato al 100% di risultati io potrò arrivare anche al 99,99 di capire tutto, ma perderò, quindi sono anche serenamente sconfitto. È una sfida intellettuale. Però adesso è proprio tardi tutto, non puoi manco richiamare Garcia perché te lo sei bruciato, continuano a insultarlo, è colpa sua la preparazione, le cose, cioè, ma può mai essere così disastrosa la preparazione di un professione di meno 17 punti? Poi dici, vedi la squadra corre perché ha recuperato col Genoa, e però poi è disastrosa, cioè mettetevi d'accordo col cervello. La situazione è brutta, ma non è brutta per la stagione in sé, perché tu puoi prendere una stagione negativa, e per questa stagione, una stagione di svolta come lo fu quella del calcio industriale, questa è la stagione dello step successivo delle coppe, dove tu devi stare per forza dentro, e se stai fuori non è come quest'anno. Io vi ho detto, il campionato ci sono altre 19 squadre, non è che poi la Roma, la Juve, l'Inter dice vabbè, visto che quest'anno si è andato male, noi facciamo meno acquisti, ti aspettiamo. Anche se no, ti affossano, certo. Guido ci dice, Fortunato dice, purtroppo non l'ha scelto, era l'unico che veniva, ma chi conviene scegliere di venire sotto le grinfie di ADL? Che lasci alla figlia che perché questa è la cosa, non perché Spalletti chi vuole confrontarsi una squadra di Gimenez, perché probabilmente non ci sono. Innanzitutto la separazione con Spalletti è stata una brutta separazione, una separazione piena di però, chiamiamoli però. E quindi c'è un allenatore che dice, ma perché mi devo andare a mettere in una situazione societaria così fragile? Vedete, voglio per dirvi un nome, no? Non vorrei avervi dato in questo anno un'immagine sbagliata. Se tu mi chiedessi, Valerio, per fare un nome, Guido, ma tu prenderesti De Zerbi? Non adesso, chiaramente del Napoli, io ti direi no. Assolutamente no. Se tu mi dicessi, Guido Gentile, tu prenderesti De Zerbi a Guido Gentile? Io ti direi assolutamente sì. Allora tu diresti, ma che sei schizofrenico? Ho detto no, te lo spiego. Se lo dovessi prendere io come dirigente di un altro Napoli, sì. Lo trovo un ragazzo ambizioso, che non è necessariamente un difetto, intelligente, coraggioso, che deve fare il suo percorso. Lo prenderei con una condizione: contratto triennale, non 1+1, 1+1 più opzione, triennale. Me lo chiamerei e direi, tu sei mio allenatore, ti difenderò alla morte, pure se mi prendi 1, 2, 3, 4 sconfitte consecutive. Tu fai il tuo gioco, io sto impostando un discorso di crescita. Quest'anno l'obiettivo societario è entrare almeno in Europa League, in Conference. Voglio vedere giocare bene la squadra, non voglio vedere sceneggiate, parlerò con i giocatori, con la stampa. Ti voglio mettere nelle migliori condizioni possibili per lavorare serenamente. Hai 3 anni e tutti e 3 anni, al fine del terzo anno, capiremo. Secondo anno dobbiamo fare un processo di crescita, il terzo anno proviamo a lanciare la sfida. Alla fine del terzo anno capiamo se vogliamo aprire una legacy o ci salutiamo che comunque tu hai fatto crescere la società e noi ti abbiamo fatto crescere. A queste condizioni sì. Alle condizioni De Laurentiis, che immediatamente parla male, non è l'allenatore giusto per il Napoli, perché è un allenatore che ti perde 4-0 pure con Frosinone e poi casomai va a vincere. Gli devi dare tempo. È un po' come anche lo stesso italiano che noi stiamo vedendo che deve fare la sua esperienza. Quindi io non ho nulla contro né l'uomo né l'allenatore, anzi, siccome non è né una piazza di tifosi, né una piazza della stampa, e soprattutto non è una società che fa questo tipo di discorso, questi contratti, pure Ancelotti aveva uno, non è l'allenatore, serve una squalo a Napoli, che poi litiga come ha litigato Spalletti con De Laurentiis, ma deve essere uno squalo, e De Zerbi deve avere il diritto di farsi il suo percorso. Infatti quest'anno che si fa le 2 competizioni importanti, nel senso l'Europa, oltre chiaramente le Coppe d'Inghilterra sono 2, sta zoppicando in campionato, però si è qualificato al primo posto in Europa League, fregando Gattuso di
di un gol, eccetera. Ma sta facendo il suo percorso, ne ha totalmente diritto, però qual è stata la narrazione? Devi prendere le Zerbi, è tornato Mazzarri, prepara in maniera maniacale le partite, come la difesa, come inquadra la difesa, stiamo prendendo gol a destra e a sinistra, il sorriso, se vede già la mano, chiacchiere. E sarà il primo De Laurentiis che lo dirà: ho sbagliato perché pensavo che era cambiato, che avrebbe potuto dare una scossa, invece neanche lui, perché ha sempre fatto così con i giocatori, con gli allenatori, e quindi che gli dobbiamo dire adesso? Sì, migliore, ma ci dobbiamo bere fino alla fine. Cioè io vi potrei dire sì, così facciamo, passiamo a 3, passiamo a 5, sono numerini. Ragazzi, qua c'è una questione di testa e soprattutto un liberi tutti, anche perché i giocatori, l'obiettivo Champions non è la Coppa, non è un obiettivo, ecco perché non uscire dalla Coppa Italia, non è un trofeo. Soprattutto se non rimangono, cioè io l'ho sempre pensato a sta cosa, ma perché mi devo spezzare le gambe se poi questa Champions che vado a conquistare non la gioco nemmeno io? Esattamente, tra l'altro non è detto che la conquisti, ci sono troppi se. Esatto, troppi se, cioè quando noi sappiamo che un rinnovo, quello di Osimhen, è un rinnovo pro forma perché ovviamente è propedeutico alla cessione, come Cavani. Come viene presa questa cosa nello spogliatoio? C'è una voce che dice che l'aumento lo prende solamente a luglio, che non lo prende già adesso. Ma un Kvara che vede Osimhen aumentato di 10 volte il suo stipendio, ma secondo voi si va a con tutta la carriera davanti, si va a spezzare le gambe per entrare in giro, si va a fare la rissa con Cristante, con Mancini? Io non so se è vero, però l'hanno raccontato 2 persone su 3. Io poi non credo il fatto quando le cose te l'ha detto il procuratore, eccetera. Però Pino Tagliatela, e sto citando, tra l'altro fa un po' un nome che non è amato nella mia persona, eccetera. Non Pino Tagliatela, che gli vogliamo un gran bene. Raccontò, quando morì Maradona, questo aneddoto, che Maradona era a pranzo con lui perché si fermava con i ragazzi a tirare punizioni, insegnare, e scherzando chiese quanto guadagnasse Tagliatella, e lui gli disse: vabbè, a settimana, no, all'anno. Maradona si incacchiò il giorno dopo a muso duro, andò a parlare perché c'era già Moggi con Moggi, e lui poi disse a Tagliatella: sono andato a parlare con Moggi, che non disse una parola, ma Moggi su quello che ha fatto non c'era, però conosce il calcio ed è un sergente di ferro, per dire. Poi non lo sto nobilitando, però dire che Moggi è uno che non capisce di calcio o che forse è un mollaccione saremmo disonesti. Lo facciamo essere lui disonesto, ma non noi. Tagliatela accanto a lui, dice: oh madonna, che ho fatto? Madonna, perché non mi sono stato zitto? Chiamo Moggi, Tagliatela, e gli aumentò. Che significa questo? A parte che era Maradona, significa, perché poi Moggi era Moggi, nel senso, ripeto, poi quello che ha fatto per aiutare la Juve è un altro settore, non lo, come diciamo, salviamo, non lo giustifichiamo, ma lo lasciamo all'altro. Che ci sono degli equilibri spogliatori, e secondo me è un gesto intelligente, perché tu non ti dovevi inimicare Maradona. Se Maradona è venuto a chiederti questa cosa come favore personale, ma anche come forma di rispetto nei confronti di Tagliatela, e tu lo puoi fare, anche perché non gli ha detto portano 20 miliardi, allora tu fai il rinnovo. Che cosa vi voglio dire, Guido Gentile? Però il giorno stesso chiami Kvara e dici: ti ho raddoppiato lo stipendio più bonus e ti do anche, ti regalo una Porsche per l'anno scorso, una cosa, una gita in barca con la tua fidanzata. Allora il grande dirigente cerca di mantenere sempre degli equilibri, senza ovviamente sforare, senza fare il qualunquista del Babbo Natale, no? Però ci sono degli equilibri. Allora certo. Che significa? Io so io, voi non siete, no? La famosa frase di Disordine, il capolavoro di Monicelli, cioè. Tu il giorno prima mi insulti Zelinski, Kvara continua, c'ha un contratto di 4 anni e Osi glielo triplica, cioè. Chiaramente Kvara sembra un ragazzo serissimo, e se se ne va da Napoli è destinato a una grande carriera, se se ne va da Napoli con cuore sanguinante, se no facciamo una nuova carriera all'Insigne, cioè, no? Questi giocatori devono andare via e devono confrontarsi con i migliori e capire se hanno la stoffa del campione. Mi spiace dirtelo, Valerio, ma è così, e non possono.
e non possono farlo all'età di Koulibaly, ci è arrivato troppo tardi, usurati mentalmente. E questo non significa Guido Boccia vuole che Kvara vada via, è una questione di rispetto dello sport, diciamo. Quindi non lo so, il procuratore ha detto che sono dettagli segreti, quindi sono segreti, com'è che quello dice no, ma vi dico io la firma, la penna era verde, poi non scriveva bene, De Laurentiis si era data una rossa. Lo sai, io sto fuori da queste cose qui. Vi dissi salutiamo Zelinski a giugno, salutiamo Elmas e non che gli abbia piacere. Tra l'altro Elmas è un mio pupillo, quindi immagino quanto sto contento. Però cioè pure Moggi, che era un sergente di ferro, sapeva di certi meccanismi che allora sì, quella è la stella e Kvara è la seconda stella sotto Totò e Peppino. E sotto Totò e Peppino non è solo Totò e gli altri non sono nulla, capito? Assolutamente, nei film c'era Totò, Fabrizi e eccetera eccetera, perché era talmente importante la spalla, nonostante fosse una spalla di Totò, che senza il 2 non si reggeva. Allora, devi capirlo, e questo Valerio, è cinema, dovete capirlo. Valerio, leggi questa cosa perché andiamo. Zelinski ha espresso la volontà di rimanere, si sta ancora trattando, vedremo nelle prossime settimane, ha concluso. Queste le parole di Meluso. Io il signor Luigi, che è un bellissimo nome romano, non lo conosco e lo rispetto, però io non sono un signor, nessuno, non ho nessun amico procuratore, non sto col telefono anche in trasmissioni, perché mi ha detto no, ma io sto ti chiamo dopo, è importante, ti devo dire quella cosa, poi dopo, però rispondi al telefono. No. Ho sempre ragionato per logica, e la logica anche per quello che riguarda il profilo storico di una società, no? E quando una cosa succede una volta, 2, 3, 4, 5, 6, in matematica si chiamano serie storiche, no? Anche in economia, 10, e non succede mai, insomma, o sei imbecille che non l'hai capito, o sei imbecille perché lo dovresti capire dopo 10 volte. La società di Zelinski conosce tutti i parametri fisici, tecnici, i dati, le telemetrie, tipo macchina di Formula 1 che non conoscono le altre società, no? Anche quelli. Tutta la situazione familiare, sentimentale, non che insomma sappia quante volte porti a cena, insomma, la moglie, però è un bravo ragazzo, che vita fa, gli equilibri di spogliatoio, come è visto, se è una figura influente, cioè conosce tutta la vita, quindi non c'è bisogno di conosce la situazione contrattuale e la sua, e anche quando va a scadenza. Quest'estate, un giorno, 2 giorni, anche perché 4, no, 2 e mezzo, 2 8, o sì o no, vi fate prendere per il collo per dire queste cose, poi alla fine ti chiudono in una stanza, in un giorno la rifinisce la situazione, perché è solo una situazione economica, però conosce tutto di questo giocatore, più di quanto conosce. Sono giunto di conoscere queste cose, infatti secondo me proverà a fare un colpaccio alla Juve all'Inter, perché giunto secondo me proverà a giocare sul fatto che l'ho odiata Juve, però tu vieni da me sotto la mia ala protettiva, sai come lavoro, sai come agisco e sai che noi dobbiamo vincere. E secondo me giunto di proverà una sola volta, un solo colpo, va alla spacca, manco per l'aspetto economico, per l'aspetto tecnico, tattico, umano. Questa è una cosa che vi sto regalando, poi posso sbagliarmi, e metterà in difficoltà Zelinski per dire certo, io scontento tutta io non volevo andare, però pure l'Inter Guido, non è che l'Inter viene vista. No. E cosa dobbiamo scoprire di questo ragazzo? Di questo ragazzo c'è una sola cosa dobbiamo scoprire, che dal 1° gennaio non ha l'assicurazione, e se si fa male questo giocatore non lo prende più nessuna squadra. Quindi non è manco corretto nei questi confronti di questi giocatori, o lo cedi o rimane tuo giocatore, ma si impegnerà al 1000. Il ragazzo è splendido assolutamente, non nessuna insinuazione da parte mia, è un fatto tecnico, cioè la vera grande novità è questo giocatore che è svincolato e rischia, no? Come è successo a Caglion, che nessuno diceva, però sputtanò Cattuso la cosa e disse almeno pagatevi di assicurazione per queste partite e non so se gliel'ha pagato lui o meno, perché poi Caglion l'ha detto no, la società ha detto te ne puoi anche andare, Gattuso ha detto non può andare via così una bandiera del Napoli, per noi può anche andare via, per me deve rimanere, non lo paghiamo, ok, ma gli dovete pagare l'assicurazione per fare le ultime partite, deve salutare così i compagni. Questa è l'unica novità di Zelinski. Io spero che rinnovi. Questo è un altro dettaglio non trascurabile. Szczesny e Milik.
potrebbe far pendere la scelta, perché poi tutte famiglie, l'amica, la moglie. Vabbè, ma comunque io dico questo: Milano-Torino, se vogliono uscire insieme, se vogliono avere rapporti, è facile lo stesso. Quindi veramente sarà giunto il lago della bilancia se riuscirà a farlo non prendere. Mi dispiace che vadano via certi giocatori, però a me dispiace che non ci hanno mai concesso la possibilità, mai, tranne quella cafonata di Insigne, di salutare un nostro campione come meritava. Mai. Penso all'addio di Gerrard a Liverpool, poi ha continuato a giocare, è una cosa strappalaria, non è come Totti che ha smesso di giocare, è andato via dalla Roma. Ci sono giocatori, o di Marcelo al Real Madrid, no, bellissimo, anche che sono squadre per cui non tifiamo, diciamo noi, no? Io penso invece a una squadra per cui tifo, quando Paul Gasol hanno ritirato la maglietta. Io te la mandai questa foto con tutte le magliette messe Staples Center e gli hanno messo la maglietta ritirata a fianco del suo fratello Kobe Bryant, le lacrime di tutti qua. Cioè lo sport, caro Leo De Laurentiis, va bene tenere i conti a posto, come dicono i colleghi, eccetera, però è sport, no? Si sta andando verso una deriva di debiti, però è sport. E ci sono ancora, si fidi, signor Presidente, pagine sportive che sono quelle che poi creano la legacy e creano anche fatturato, perché la maglia di Paul Gasol si continua a vendere nonostante sia stata ritirata, per dire, come quella di Kobe. Io vedo bambini giocare a pallone con la maglia di Maradona, ma anche a pallone, a calcio, no, a pallacanestro con la maglia di Kobe Bryant, che purtroppo è morto in un incidente tragico in elicottero. Quindi, per dire, la legacy, no? E nell'ultima partita fece gli 60 punti con le 2 figlie. Lui diceva: così le mie figlie sanno che sapevo giocare bene a pallacanestro, perché quando giocavo erano piccoline, no? Lo sport è fatto di questo, signor Presidente, di emozioni, e la società deve avere, sì, i contrapposti, però tutto in funzione, la sostenibilità è la base, ma la base di qualcosa, di un risultato sportivo e o emozioni. Non sostenibilità in funzione di sostenibilità, in funzione di sostenibilità. No, la sostenibilità è la base in funzione di questo. Altrimenti si vada a fare altro. Non so se adesso spero di essere stato proprio chiaro. Chiarissimo, assolutamente. Mi stanno riportando le dichiarazioni di Mazzarri che non... Valerio, no, voleva avere Frank Blue, voleva avere una risposta sul rigore di Osimhen dopo la manata in faccia. Oggi non c'erano rigori. Valerio ha fatto una campagna su questo e lo dovete seguire. No, tira prima e poi si vede, cioè vi state buttando a terra con troppa facilità, sia lui che Kvar. Ed è sinonimo di debolezza, perché l'Osimhen che conosco io spacca la porta e poi va a chiedere. Fidati dello zio Guido, non solo hanno perso le certezze, lo sport lo conosco, poi posso essere un totale imbecille, ma no, la partita con Frosinone segna un prima e dopo nell'era De Laurentiis, e purtroppo è uno spartiacque negativo, perché segna la perdita del rispetto da parte degli avversari, ed è la cosa peggiore che può capitare a uno sportivo, perché tu puoi avere pure paura famosa dell'avversario, poi la frase paura mai ma rispetto sempre, però in realtà noi abbiamo perso il rispetto. Oggi la Roma ha giocato con una serenità, e forse anche la sua migliore partita, che non ha mai avuto nel campionato, ma perché non aveva nessuna paura, rispetto, come si chiama, è venuta a vincere. Episodi fortunati e l'arbitro, però ha vinto, e non perché sia risulta triste. Io ho iniziato a tifare Lakers non perché era una squadra più vincente. Negli anni 80 avevo 7 anni, 8 anni, 9 anni, perché gli altri tiravano a botte, quelli facevano canestri in 1 secondo e mezzo. Con Magic che faceva non solo passaggi bellissimi, no look, e diceva: ma questi sono spettacolari. Quindi sono uno che ama lo spettacolo, uno che amava McEnroe, che serviva nel modo in cui i maestri di tennis dicono che non bisogna servire, con i piedi paralleli alla linea, con l'anca che deve girarsi, eccetera. Quindi amo lo sport nella massima sua espressione di spettacolarità, chiaro, quindi non divento risultatista, però quando sono tutti segnali, come anche il calcetto di Politano. Esatto. È evidente. Esatto. Politano è stato trattenuto in maniera evidente, ma era fragile mentalmente. Ho fatto pure la rima, e tra l'altro un Politano mai messo in discussione.
sto per dire una cosa sbagliata e grave, rimproverami. Non gli fai neanche male, cioè No. voglio dire, capisci Non quello è che voglio un- dire? Cioè non è un atto violento, è solamente il nervosismo non è il fallo di Totti che fece a di Totti con Balotelli. Balotelli. Bravo, quello Perché intendevo. vedete se lo zio Guido non ha torto o ragione. È una stagione dove sta giocando benissimo. Tutti dicono che sta giocando benissimo. È il migliore rispetto all'anno scorso, è il migliore, è l'unico che è migliorato. Quindi, da un punto di vista, insomma, è ritornato in nazionale. Quindi non ha perso la nazionale. È una convocazione l'ha saltata e poi è ritornato. Penso che abbia anche un riconoscimento all'interno degli spogliatori, che poi ci sia un'alternanza qualche minuto. Quindi, da un punto di vista, diciamo, sportivo, non è una stagione dove non gli escono le giocate, l'allenatore non lo vede, e come si chiama? No, è il risultato di squadra che sta influendo, lo sta portando giù. Mm-hmm. Perché ovviamente il senso di frustrazione per le sconfitte sta diventando insostenibile. Idem anche Zielinski, perché Zielinski aveva cominciato bene e adesso è in netto calo di prestazione. E lo dico da quello che c'ha il debole per Zielinski, perché lo abbiamo chiarificato. Elmas è forte e me lo hanno venduto. Se c'ho un debole ce l'ho per Zielinski. E Zielinski io lo adoro, ha fatto un pochino meglio nel secondo tempo, ma nel primo tempo fantasma. Il tuo presidente dice: io ho sbagliato, diciamo, no. Sorry, it's my fault. It's my fault. Sì. Cosa posso fare per rimediare? No, non è perché l'avrei dovuto cacciare alla conferenza di presentazione. Quindi in realtà non stai dicendo che è colpa sua, non è colpa sua, perché ho sentito che lui non l'aveva vista in Napoli. Intanto gli aveva detto che l'aveva vista in quello, quindi è un falso storico. Dopo ho detto: stai continuando a dare alibi ai giocatori. Ecco, non bisognava cambiare niente, quando in realtà i giocatori avevano bisogno di cambiare tutto, nuovi stimoli, avere una diversa coperta di Linus, che non è questa squadra ha vinto per distacco, questa squadra ha vinto per distacco, ma questa squadra deve giocare a pallone, perché giocare a pallone sarà l'unico modo di mantenere il rispetto da parte degli avversari e produrre dei punti. Come possiamo giocare a pallone in maniera efficiente? Io ho fatto questo discorso, cioè ci mettiamo, come lo fece Spalletti, no? Trovò un sistema leggermente diverso rispetto al primo anno per ottimizzare le qualità e ridurre i difetti. Non convincere i giocatori: siete la squadra più forte, la rosa più forte, ancora adesso, ma non è giusto, perché la rosa del Napoli è più forte della Roma. Ce lo diremo a fine stagione, arriveremo a 29 punti dall'Inter. Che cosa ha prodotto dissero per tutta la stagione? Perché sulla carta hai ragione, perché se tu vedi Anghissà, Lobotka e Zielinski e pensi quelli dell'anno scorso, è normale che un Paredes a fine carriera, Bove e quell'altro e Cristante non sono paragonabili, ma hanno giocato. Bove ha fatto un addio di partita. No, Cristante ha fatto la partita. Leggi questo messaggio, perché ti devo raccontare un aneddoto. I tifosi ottimisti napoletani, amen, che poi mi sembra un tifoso realista in questo caso, ma veramente qualcuno pensava che Mazzarri potesse recuperare il gioco di Spalletti. Autoproposizione surreale e patetica, mandracata del DS Zazzaroni, come chiedere a Zack Snyder un film alla Kubrick. Allora, non da parte di Valerio, non da parte di Guido, però diciamo l'accostamento mi fa sorridere. Se posso strapparvi 75 secondi non di calcio. Una domanda che sei costretto a subire sempre, anche alla mia anzianità: qual è il tuo regista preferito, i tuoi registi preferiti, i tuoi film preferiti? Da quando ero piccolo, quando sono cresciuto, che è una domanda a cui rispondo per educazione e mi annoia profondamente. Se tu la sentissi non solo nel corso degli anni, ma in questo stesso anno, no? Tu fossi mio fratello, come lo sei, e ti sei trovato ad assistere a questa domanda nel corso di 5, 6, 7 volte in questo anno, sorrideresti, perché è qualcosa è cambiato, no? Ma in questi 10 registi che io avrei citato tra i miei preferiti, ci poteva essere una volta De Sica, una volta Fellini, piuttosto che quelli che volete voi, no? Orson Welles non lo metto mai, per dire. Tu noteresti, noi diciamo: Guido, però insomma hai messo Hitchcock, hai messo questo, hai messo Truffaut, però mi sarei aspettato da te, insomma, non hai messo Kubrick. E io ti direi: Valerio, non ho messo Kubrick e non ho messo Orson Welles, perché io Kubrick non lo metto mai nei registi preferiti di Guido, perché per me era un filosofo, è riduttivo metterlo come regista.
lo sto smitizzando. Orson Welles è riduttivo perché era il genio per assoluto, quindi l'accostamento è veramente estremamente azzardato, perché Kubrick non è il regista, era uno che ha fatto filosofia, cioè ha affrontato il pensiero dell'uomo di fronte a dilemmi morali, pensiamo a quello della guerra, no, del libero arbitrio, attraverso il cinema, come altri l'hanno fatto attraverso il Leviatano, piuttosto che altre opere filosofiche. E Zack Snyder fa spettacolo, un utilizzo spettacolare e retorico del rallenti, e fa un altro tipo di cinema, però detto, non certamente filosofico, ma era per strapparvi un sorriso in una serata molto negativa. Però è chiaro, cioè, come mettere Kubrick e Zack Snyder, proprio l'alfa e l'omega. Altra citazione cinematografica, visto che gli amici Bellini dimostrano un livello che è inarrivabile per il resto delle trasmissioni, e lo dico. Serata feliniana, finiamo in 8,5, perché in effetti anche con Nata con l'infortunio, e ci resta solo la Marcord del Napoli, che era, anzi New Era. Vi abbraccio. Peccato, perché quella era un bellissimo spot con il surfista, molto elegante, molto suggestivo, anche l'idea di questo fatto che il Napoli effettivamente è una città che contamina il mondo, ci faceva ben sperare, ma è rimasto proprio lì lo spot, non si è andato manco al giorno dopo. Assolutamente perché no. ADL potrà dire, gli ho detto, tutto il diritto di questo mondo, lo pregherei però di non mettermi in mezzo ai colleghi, perché non tutti hanno lo stesso orizzonte culturale, e mi sono attirato tutta l'antipatia del mondo dei colleghi. Però più che il fatto che siamo tristi, e io non ho ricevuto una maglietta, né l'ho chiesto, né la voglio, non farei polemica dello scemo, non scemo, il 23, queste cose mi tiro fuori, come vedete. La vorrei comprare e noi abbiamo difficoltà a comprarla in Italia, all'estero. Quindi se la New Era è che noi non riusciamo a comprare la maglietta, 84 tifosi là, cioè è un problema. La maglietta della Roma la trovi sempre di più. 22 milioni di tifosi nel mondo veri. Mazzarri, tra le dichiarazioni, ragazzi, sulla dichiarazione di Mazzarri che mi state dicendo, io approfondirò, però sentendo le sue parole, cioè domani mattina quelli che sono iscritti al canale si trovano la reaction, e poi nel pomeriggio, insomma, appena posso, l'analisi tattica con le parole di Mazzarri, perché se ha detto giochiamo in modo simile all'anno scorso, la strada è giusta, io alzo bandiera bianca. Io spero che abbia detto qualcosa di diverso, che siano state riportate male, perché se ha detto giochiamo in modo simile all'anno scorso, la strada è giusta, alzo bandiera bianca. Io una cosa mi devo aspettare da Mazzarri, e lo stava quasi dicendo nell'ultima conferenza, quella del Frosinone, perché Guido, ti ricordi, ha detto non si ci deve sfaldare, capisco prendere il primo gol, il secondo gol, ma poi mi arrabbio io se ci sfaldiamo e pigliamo l'imbarcata. Lì mi arrabbio io. E lì ho visto un Mazzarri che mi piace, almeno lì mantieni le redini della situazione, non c'è una vera e propria autogestione. Se oggi tu fai i complimenti ai ragazzi, mi arrendo. Magari l'ha detto solo per i microfoni. Salva la dignità, la professionalità e tutto e anche la simpatia di Mazzarri. Io potrei dire l'uomo sbagliato al momento sbagliato, ma è un'opinione personale. Invece, parlando di calcio, siccome per esempio nelle frasi di queste settimane, e come penso io fortunatamente mi sono salvato in questi giorni, proprio perché mi sono dedicato agli affetti, immagino che si è detto, no, adesso ci sarà la reazione dopo il Frosinone, no, le ragazze a Roma, queste partite di solito il Napoli non le sbaglia, eccetera. Ecco, a parte che il calendario era difficile, però lui lo sapeva, però possiamo dire, se ci doveva essere la reazione, non parlo solo di Roma, la reazione non c'è stata, la scorsa non c'è stata, e Valerio, tra l'altro, che ormai è un fine conoscitore di calcio, possiamo pensare in maniera diversa. È chiaro che si è sposata una filosofia educativa nel dialogo, nel raccontarmi il calcio. Rita privatamente mi ha detto: tu hai dato un metodo totalmente diverso di vedere, di studiare, di raccontare il calcio, che per quanto ti copiano delle cose non hanno nella tua testa. La ringrazio, la voglio ringraziare pubblicamente di questo suo messaggio in privato, cioè che mi ha mandato in privato, ma io voglio renderlo pubblico, non per una questione di indelicatezza, ma perché c'è tanta gente che lavora e che sposa quest'idea culturale di Valerio, no? Però ragazzi non c'è stata questa scossa,
E a questo punto noi dobbiamo dire cosa non è un uomo carismatico che si può tirare a campare e chiudere il campionato cercando di non fare più di 12 sconfitte, perché questa è, cioè il Napoli farà quelle 9, 10, 12 sconfitte, speriamo non più di 12, ma non vi aspettate, si va in perché sì, le partite erano difficili, però le potevi pure pareggiare 5. Intanto non facevi scappare la Roma, cioè perché la Roma oggi pareggiando non ti superava, invece ti ha superato, così come la Juve non la facevi scappare, che era sempre avanti a te. Quindi innanzitutto vedete che le medie non è che aumenti da 1,77 a 2,90 di punti, anzi sta scendendo. Cioè, il campionato adesso del Napoli è visto che alla fine dovrò chiedere scusa, perché io mi sto atteggiando, perché ho il diritto di farlo, che avevo detto non cambierà molto. No. Non vorrei che debba chiedere scusa che cambia veramente molto in negativo, perché Garcia ci ha lasciato i quarti. Lasciamo stare. Oggi lo scontro con la Roma è brutto, perché ascolto un vocale di Fabio Versatile. Io ho un dubbio, perché comunque Mazzarri quando è venuto si è presentato dicendo che lui ha studiato, solo che a me mi pare che ha studiato a storia, ma è stato interrogato in geografia, perché in 8 partite la quinta sconfitta più di Garcia. Ora non voglio dare colpe né a Mazzarri né a Garcia, perché per quando si doveva dare una scossa, che c'è stato solo un po' con l'Atalanta, diciamo la prima partita Mazzarri, che non ha mai perso da subentrare, il problema è societario, ha smontato tutto il presidente. Ora non lo so perché, per i costi, magari per un motivo ci deve essere. Dopo 6 mesi il bilancio che dobbiamo tirare è questo. Come mai è successo questo? Quanto è importante risparmiare 500.000 euro dall'ingaggio di Zielinski e perderlo a zero? Cioè sono una serie di scelte proprio scellerate che una società seria di calcio non fa, perché pure il Milan ha sbagliato, ma il Milan comunque l'ha dovuto fare per risanare i debiti. Il Napoli non aveva debiti, non ha debiti, gli errori li fanno chi sta in affanno, no? Chi ha una base forte da campione d'Italia. Senza dubbio, Fabio. Guarda, posso prendermi una questione un attimo, Guido, poi tu mi calmi, mi trattieni. Saxers, questo è il razzismo, amico mio, non ti blocco perché ti voglio dare la possibilità di chiedere scusa. Questo è il razzismo che porta ADL a chiamare il polacco Zielinski. Quando ADL dice, e guardiamoci nell'anima, perché a me non me ne fotte di avere un iscritto in più o un iscritto in meno, quando ADL dice e il polacco preferisce la nebbia invece del mare perché lo vuole pagare con il mare e con il sole, ADL dice una frase sgradevole che tende al razzismo, perché sta sottolineando la provenienza logistica. Se tu dici con Garcia l'andazzo era quello, mi va benissimo, ma se aggiungi Franzo Esaccio fai un errore di razzismo locale, che è quello che noi denunciamo di volta in volta quando ci insultano perché siamo nati a Napoli. Renditi conto di quello che stai dicendo e chiedi scusa a te stesso, non a me, perché io non sono francese. Chiediti scusa da solo. Ma guarda, no, non ti devo proprio bloccare. Ma Garcia ha fatto male, ho capito, però ho detto noi valutiamo serenamente, però aveva anche lanciato dei campanelli di allarme. Cioè, Garcia ha fatto, e questi non possono essere omessi dall'analisi seria, se uno vuole essere serio, e infatti sono 6, 7, 8, a volte anni avanti del sul fatto del francese. Allora poi non dite nulla quando dico noi non siamo napoletani, perché vale per noi come vale per lui. Il punto è venuto lui, perché è venuto lui, nel senso è stato chiamato, è sempre quello, per una fragilità societaria che non è riuscito a trarre. Siamo sempre in questo prendersela con lui. Poi io dissi subito, che non citando l'empatia, l'entropia, Maria Pia eccetera, ha detto che deve essere un allenatore coraggioso, e immediatamente non è solo un fatto empatia, entropia, Maria Pia eccetera con i giocatori devono sposare e vedere nella loro testa quello che lui sta vedendo, come succede con Mourinho, poi Antica, perché se non lo vedono non ci credono, non lo seguono, non lo fanno e affondiamo. Ci ho preso in pieno che lui non sia riuscito a trasmettere quello che lui voleva, poi può darsi che era pure sbagliato, è evidente. Noi non lo stiamo né salvando né glorificando. Il punto è dire, se è un imbecille, come è stato detto, prendete chiunque, anche uno in mezzo alla strada, è stato detto che è impossibile, che devi avere il tesserino di pro UEFA per allenare eccetera. Non stai analizzando il problema. Se non analizzi, non lo scopri, non lo studi, non puoi trovare le soluzioni e ti trovi come stai adesso,
continuate a sparare addosso a lui, continueremo a scendere in classifica. Se siete contenti, io non sono contento di scendere in classifica, sia chiaro, io non sono contento di ve l'avevo detto, sono scontentissimo, io sarei stato molto più contento che il Napoli aveva 45 punti, venivo da dire ragazzi ho sbagliato tutto, meno male, così sto imparando cose nuove, perché pensavo che sarebbe successo questo, invece non è successo, perché qui ho sbagliato, quindi non sono contento, sia chiaro. Però se voi siete contenti, perché dite Garcia è un imbecille, Francesco lì, però intanto quarti, quinti, sesti, settimi, col Monza non è facile, col Torino non è facile, e al massimo a 30 punti possiamo, ma voi quanti punti pensate di poter fare in questo campionato? Noi non le faremo 70 punti. Vocale di Time Paradox, che credo sia chi ti ha mandato il messaggio. Ti piace o non ti piace? Credo sia Ciao a lui. tutti, amici. Io ho risposto con educazione. Sì. Soprattutto dopo quest'altra conferenza stampa di Mazzarri c'è stata l'ultima domanda che è stata fatta: signor Mazzarri, lei è arrivato già da un mese, ha preso la squadra al 4° posto e adesso è settima, ottava, che cosa ci può dire al riguardo? Mazzarri ha detto se io sono arrivato è perché c'erano dei problemi già prima, giustamente, e lui però ha risposto chiaramente che è arrivato il ciclo di ferro, le partite con l'Inter, la Real Madrid, tutta la Maria Cantana, la Juventus, eccetera eccetera, e che giocando ogni 3 giorni non si può allenare niente, e questa era stata la sua scusa adesso. Onestamente tu vieni per risolvere dei problemi, non hai risolto niente, che sei venuto a fare allora, caro mio? Niente, amico Bellino, buona continuazione. No, non ci sto, Valerio, non ci sto, perché contraddice tutta la narrazione, perché se questa è la rosa più forte del campionato, forse solo l'Inter è equiparabile, se ha vinto per distacco, com'è che adesso noi ci prendiamo paura di affrontare l'Inter? No, e non ci sto, Valerio. Se permettono a questo, il ciclo terribile. Sì, no, è chiaro, è chiarissimo. Non con il signore, l'amico Bellino, che ha riportato assolutamente. Certo. E tra l'altro, quando io rispondo, sono sempre contento se scrivo qualcosa con educazione, e apro e chiudo la parentesi per farvi sorridere. Io non sono per niente social. Mi ha contattato un direttore della fotografia per fare una cosa con me, mi ha detto, e io ho detto non sono uno youtuber, lo diventerai, insomma, poi scoprirete delle sorprese. È stato molto carino, veramente molto bravo, che ti segue, quindi credo che sia anche tifoso del Napoli, ma veramente bravo, fa cose eccezionali, massimo rispetto, ti seguono gente capacissima. Io faccio quest'ultimo video, stavo a casa di mia moglie con l'albero di Natale dietro, mi arriva il messaggio di un mio amico che tra l'altro si è laureato con Canova, eccetera, quindi, anche se fa altro nella vita, bello è questo, però tu dai troppe informazioni, devi mettere i sottotesti così noi possiamo prendere appunti. L'albero di Natale non va bene perché connota il video un episodio, cioè, noi sappiamo, lo devi fare asettico come lo fai con la libreria, eccetera. È un amico, figura. Subito dopo mi arriva un messaggio di un altro mio amico che fa altro nella vita, altra persona meravigliosa, bellissimo tuo video, mi è piaciuto moltissimo il fatto che c'è l'albero di Natale. C'è un messaggio sul commento, diciamo, sul video, ti avrei ascoltato, ma dopo 7 secondi le luci dell'albero di Natale mi facevano diventare schizofrenico. Allora, su certe situazioni, soprattutto quando ti confronti con le persone, non c'è una verità assoluta, quindi per ridere, no? E lo devi accettare quando ti confronti con le persone, ed è anche un momento di crescita, perché ti fa diventare meno permaloso, ti fa capire anche dove puoi migliorare, ti fa capire dove puoi sbagliare, ti fa capire anche dove tu dici no, questa è una mia scelta culturale, e o l'accetti o non l'accetti, come il fatto che io non scrivo recensione, è la recensione, cioè, e te lo spiego. Tornando al calcio, ho detto, tutti hanno diritto lì, però si tratta di poi capire cosa ti voglia dare lo sport, il calcio, la Serie A o il Napoli, e su questo io non entro nel merito di quello che vuole dare, l'emozione che vuole dare, la rabbia che vuole suscitare, anche lì no. Però noi entriamo nel merito sul fatto che se tu rompi i bicchieri, poi non puoi dire invito a cenare le persone, non c'ho i bicchieri, e com'è che non c'ho i bicchieri? Li hai rotti. Sono due cose separate. Quello che una persona vuole, si aspetta, le emozioni da quello che succederà. Sta succedendo questo perché ci sono 227 cose sbagliate e non poteva andare diversamente. Noi siamo qui per questo, amiche belline, amici, non per raccontarvi favole. Io spero che Mazzarri non l'abbia detto,
perché tu non puoi passare tu dici noi abbiamo affrontato questa squadra, non eravamo meglio, dobbiamo lavorare, siamo arrabbiati perché i risultati non stanno venendo, li analizzeremo, capiremo dove abbiamo sbagliato e diventeremo più forti, ma non dire perché era il ciclo terribile, perché significa che tu hai già dato, e anche in settimana probabilmente hai trasmesso un messaggio che noi siamo più deboli di queste squadre. Ma come? Non siamo primi per distacco? No, su questo io nessun alibi. Lo potevamo dire noi a posteriori, ovviamente, cercando di capire l'ingresso di Mazzarri in un momento terribile. Valentina mi ricorda, perché vi giuro sul creatore, che io espulsione Osimhen, espulsione Politano, non ci stavo nemmeno pensando alla prossima. Lobotka, infortunio, Guido, non lo so. Valerio, una cosa più grave di Osimhen, perché qua c'è Guido per voi, per questo. No? Perché è finito poi Coppa d'Africa. No, è più grave, ma ti spiego perché. Caro Valerio, aspetta che apro i file, perché così poi... Vai, nel frattempo leggo il messaggio. Con Monza senza Lobotka dobbiamo capire l'infortunio. Politano ovviamente espulso, Osimhen doppia munizione e forse Nathan perché si manteneva il... Osimhen chiaramente, no, voglio dare un'aggiunta, non che quello che è stato scritto è sbagliato, è assolutamente corretto. Salta la partita perché doppia munizione per regolamento 1. Aveva 2 ammonizioni, doppia ammonizione sono 4, è già in diffida. Se la volta successiva dovesse prendere l'ammonizione, salterebbe già un'altra partita. Torna diffidato. E torna già diffidato, è una bruttissima cosa quella che... Quindi era meglio paradossalmente il rosso diretto di Politano, perché non penso, spero che non gli diano 2 giornate, ne hanno date una a Lukaku che stava spezzando la caviglia a quello, se gli danno 2 giornate allora veramente è un complotto. Chiudo il canale, no, faccio un video di 20 perché chiudo il canale. Però, attenzione, Osimhen è in diffida, ha 4 ammonizioni, salta la prossima perché è doppia ammonizione, ma al prossimo cartellino giallo, il quinto, salta un'altra partita. Quindi le 2 ammonizioni di oggi sono pesantissime, perché lo mettono adesso per tutte le prossime partite in diffida, e quindi limitiamo un giocatore che non può essere aggressivo nel pressing alto. È una brutta notizia. Ed è in diffida anche Mario Rui, ed è in diffida anche Cajuste. Sei riuscito a capire gli infortuni di Lobotka e di Nathan? No, perché è una cosa molto strana, io non vi ho mai raccontato, quindi da quello che si è capito forse all'addome, basso addome, non all'inguine, anche loro hanno detto non stiamo capendo bene. Sembrava più un attacco di appendicite, ma insomma quando ti fa male la milz. Lo so che su questo, insomma, vi ringrazio, ho tenuto molto credito in questi anni perché ci ho beccato a volte al giorno quelli che dicono... Però veramente qui detto, non so neanche se è una cosa proprio puramente ortopedica, vedremo. Chi diceva poche settimane Olivera, ha detto guarda, sono 2, 3, 4 mesi, anche perché non essendo un'operazione, una rottura, sono veramente più sfumati i tempi di recupero per quell'infortunio, però non erano le 4 settimane che quello che urla sempre diceva. Questo veramente alzo bandiera bianca, perché direi numeri a caso e perché dopo tanta fatica per essermi costruito un po' di credibilità devo bruciarmela per farmi bello. Non ho questa qualità, non lo so proprio. Mi spiace deludervi, però non voglio dirvi una cosa tanto per... No. Assolutamente, noi adesso ci salutiamo perché io ho il che fare. Un'ulteriore citazione cinematografica, racconti. Giuliano Iannone, questo Napoli sembra uscito da uno dei racconti di Sir Terry Pratchett, surreale, comico e catastrofico. Si ride di buon cuore di fronte a pseudo-eroi strampalati, giocatori e draghi obesi. E poi, sì, però bellissima citazione, non li vogliamo condannare neanche santificare. Io l'ho detto, hanno imparato nel peggiore dei modi che significa portare il peso, affrontare un campionato da campioni e da campioni a Napoli, perché non sarebbe successo all'Inter con Marotta eccetera. Spero che insomma possa essere una lezione molto utile per il proseguo della loro carriera. E qui si è vista tutta la fragilità societaria che deve prevenire un disastro del genere, perché che tu possa avere un contraccolpo, possa perdere dei punti, possa anche uscire in maniera prematura dalla lotta per il campionato a 7-8 punti, che già sarebbero tantissimi, dall'Inter ci poteva stare. Ripeto, questa non è una stagione negativa, non è umiliante.
Questa è una stagione decisiva che rischia di condizionare quelle prossime con questo episodio, e non è per disfattismo che cambia l'era De Laurentiis, su cui poi a fine anno dovremo fare una riflessione, visto che insomma io, conoscendo dal mondo del cinema, riesco a capire un po' meglio insomma le intenzioni, però non è la serata diciamo giusta, adatta. La serata giusta invece per augurare alle amiche belline, agli amici bellini, ai passanti, anche chi ci viene a offendere, ma non stanno venendo, si sono scoraggiati dal livello del canale, a Valerio, a tutte le moderatrici, a tutti i moderatori, a tutti coloro che anche il solo giorno sono venuti su questo canale, i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon Natale. Cercate di passarli in maniera serena, con le persone che amate di più, cercando di fare cose belle. Tanto ci aspetta, come quel padre meraviglioso, una stagione difficile, quindi non pensate alle sconfitte, ma pensate agli affetti che uno ha vicini e anche lontani. Questo è l'augurio che posso dare a voi. Ti ringrazio Valerio, buona serata, che fare. Andatevi a vedere Napoleone, parlando di disfatte, insomma vi regalate un po' lungo, come direbbe Valerio, un po' lungo il video. È lungo il titolo. Io quando ho visto il montaggio finale, la prima persona che ho pensato era Valerio, un po' lungo, direbbe Valerio, un po' lungo. Poi ho pensato a mio fratello, ma non li potresti fare più corti? Ho detto che fatichi anche di meno, no? Quindi i due grilli parlanti, eccetera. Ma chi se li vede? Vi abbraccio. Tanti auguri Guido, grazie sempre infinite. Grazie infinite, si dice grazie infinite, sì. Guido Gentile piano sequenza, se volete sentire Guido parlare di cinema è probabilmente anche più interessante rispetto a parlare di calcio. Amici bellini, non perché non ne capisco, ma perché l'argomento cinema forse è più stimolante anche per lui. Mentre mi dicevate che la Nigeria si allena, va in ritiro il 2, quindi Osimhen potrebbe tornare direttamente a febbraio. E l'appello per gli espatriati in Nord America: non siamo capaci di vedere uno straccio di intervista. Dobbiamo avere, non lo so, la Paramount, quando poi magari ci sono le situazioni di coppe europee, vanno un pochino più nello specifico, ma servono gli uomini del Piero. Mo stanno, non so se hai visto che ci sta Rossi, insomma servono uomini di grande spessore per avere cose del genere. Col Monza bisogna passare al 3-5-2, non abbiamo giocatori da mettere a destra. Non hai torto Edoardo, perché anche mettendo Raspadori non hai attaccante in panchina, non hai torto, nel senso che a destra ci metti Di Lorenzo a tutta fascia o metti Zanoli in avanti, perché hai venduto Elmas. E quindi con Politano così non hai Lozano, non hai Elmas, ci metti Raspadori, ti serve un'altra punta, quindi metti Simeone, Kvara, ci puoi mettere Raspadori, non hai più nessuno così, o ci metti Zerbin, Zanoni. Sarà interessantissimo vedere cosa ci diranno, e questo è il messaggio secondo me più giusto. Che sposo in pieno, Fabio. Il rendimento rapportato agli avversari è identico al periodo di Garcia. Il fatto che sia stato sostituito male è fuori dubbio tanto quanto il fatto che andasse sostituito, e secondo me rispetto a quello che ha fatto ADL, destabilizzandolo praticamente, detronandolo in separata sede, questo secondo me è il messaggio più intelligente e più logico, che io sposo appieno, perché andava sostituito, non mi sono attaccato, incatenato perché hanno esonerato, andava sostituito Garcia, anzi si doveva dimettere, ma la sostituzione non mi è sembrata brillante, e io vi saluto così. Vi bacio, vi faccio gli auguri perché siete bellissimi, e non so quando ci rivedremo, quando ci risentiremo. Domani sicuramente analisi tattica e reaction, quindi continueranno ad esserci contenuti. Vi abbraccio, vi bacio, forza Napoli sempre, non so come ne usciremo, ma ne usciremo in qualche modo. Sì, ne usciremo, vedi, la bambina. E allora la bambina, questa è la bambina che io mando a dormire. Dobbiamo andare a fare il che fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, sigla.
Sì, il visionario era stato proprio Garcia, perché sapeva di dover mettere Zerbin e gli ha dato più minutaggio. Il vero visionario